Buongiorno, benvenuti. Spero sia una giornata proficua perché ci accingiamo ad aprire. Voglio ringraziare innanzitutto la professoressa Claudia Conforti, che non può essere presente, il professor Costa, che sono stati gli ideatori a suo tempo, no, in questo Grand Tour, quindi l'Università Teodoro Garda, che è rappresentata da Grazia Meglio, i giovani che si sono occupati di questo specifico convegno, l'associazione RAN e tutti coloro, la biblioteca Arziana, tutti coloro che hanno fatto in modo che potesse avere continuità questa straordinaria iniziativa che è partita qualche anno fa appunto Tor Vergata. E l'Accademia di San Luca non può che essere orgogliosa di continuare questa tradizione, perché già ospitato alcune tappe di questi incontri, anche perché, l'ho già ricordato in occasioni precedenti, l'Accademia da un po' di tempo, uscita dalle proprie ristrettezze, dalla propria segretezza, ha cominciato a guardare la propria storia, soprattutto alla storia molto in sintonia con il tema del Grand Tour, che è quello di guardare a qual è stato il ruolo propositivo e propulsivo, non per verità dell'Accademia di San Luca, ma proprio per vedere che ruolo ha avuto l'Accademia Nazionale di San Luca nella formazione delle altre accademie a livello europeo e non solo. E stiamo scoprendo delle cose straordinarie. Ricorderete la mostra di alcuni anni fa dedicata ai rapporti tra Roma e Parigi, la mostra recentemente aperta e già chiusa, di cui non è uscita ancora la parte editoriale, il catalogo e gli atti del convegno dedicati ai rapporti tra Roma e Londra, quindi molto in sintonia con quello che si sta studiando con questi incontri. Però questi incontri guardano soprattutto al Grand Tour secondo la logica tradizionale, che è quella del contributo degli autori, degli artisti che hanno fatto centro Roma come luogo della stratificazione dei vari saperi dall'antichità fino al Settecento ha avuto per tutti quanti. Ecco, mi piacerebbe in questo saluto ricordare anche che sarebbe bello in qualche modo contrapporre all'idea del Grand Tour anche tutti i tour. Allora penso che cominciare a riscoprire perché nel 400, parlo anche del 400 perché già nel 400 l'Accademia di San Luca, anche se non è formalizzata attraverso gli statuti che arriveranno alla fine del 500 con lo Zuccari, però ci sono situazioni incredibili come quella di un oscuro pittore di Viterbo, Lorenzo da Viterbo, che peraltro ha lasciato tracce in questa cappella a Mazzatosta a Viterbo, dove non si capisce come un autore di così poche opere riconosciute e riconoscibili, la cappella Mazzatosta, ricordo, è stata distrutta da un bombardamento in maniera frammentaria, in maniera mirata, è stata ricostruita tra una delle prime esperienze dell'ISCR, allora si chiamava ICR, diretto da Cesare Brandi, nell'immediato dopoguerra. Ecco, però dà conto di un protagonista sconosciuto che ha potuto però, e anzi sicuramente ha fatto un suo viaggio a Mantova, deve aver conosciuto per forza la Camera Picta di Mantegna, la Camera degli Sposi, siamo tra il 1460 e il 1465, deve aver visto sicuramente il cantiere di Ferrara, di Palazzo Schifanoia e non solo, quindi ha conosciuto sicuramente da Ercole Alberti a Cosmo Spicto, Cosmo Natura, Francesco Cossa, ecco, e come si è costruito tutto questo arrivi nella freschi straordinari con il realismo che guarda sicuramente all'esperienza della fine degli anni 20 del 400 di Masacci e la Brascacci, ma guarda anche alla cogente contemporaneità sua. Ecco, allora, ricostruire proprio la fisicità di questi rapporti con questi autori, forse ha avuto rapporti con la scuola, con lo squarcionismo padovano, ecco, ma penso anche successivamente al viaggio del cardinale, chiedevo conto, Maria Grazia, del cardinale di Clemente VIII, con il cardinale Nepote, Clemente VIII che parte da Civitavecchia e impiega 21 giorni per andare a prendere possesso di questa città di Ferrara, non essendo d'accordo con l'Acido, il figlio naturale, no, della dinastia degli Este. Ecco, allora, vedere in questi 21 giorni che cosa lui ha potuto incontrare, lo sappiamo benissimo, è stato a Pesaro, la biblioteca, il cardinale Nepote riesce ad avere anche la biblioteca del Palazzo Ducale di Pesaro. Ecco, capire tutti questi elementi come si intrecciano, ma diciamo dal 400 ma anche del 700 piranesi, in che cosa cambia il proprio modus operandi nei viaggi che da Roma fa
come Nostos, come Ritorno a Venezia. Allora, se prima era solo legato allo sguardo di Tiepolo nel suo cangiantismo grafico, ecco, poi sicuramente guarda l'idea del capriccio come modello di città altra, di Canaletto, che però prima, quando lui arriva negli anni 40 a Roma, non aveva ancora avuto occasione di vedere. Quindi questi piccoli viaggi, cui dedicheremo, credo, oggi pomeriggio anche questo confronto tra un artista, un architetto, vorrei che trovassero, come si dice, ospitalità anche una forma che possa permettere un'apertura ulteriore in cui anche l'idea del T-Tour assieme a quella del Grand Tour abbia un risalto, un riscontro e che permetta all'Accademia di continuare a dissodare i propri ambiti, i propri terreni. Grazie, scusate la parola a Maria Grazia D'Amelio. Grazie, buongiorno. Vi porto i saluti di Claudia Conforti, che per motivi personali non può partecipare oggi a questo incontro di lavoro. Sono qui anche in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e del mio dipartimento di Ingegneria dell'Impresa Mario Lucertini per dire due parole sulla genealogia di questo incontro. Mi pare fondamentale il tributo a Claudia Conforti e a Giuseppe Bonaccorso, che è qui vicino a me, per ricordare l'intuizione che loro hanno avuto nell'ideare una giornata di studi che vedeva riunite a Tor Vergata. Vi ricordo che Tor Vergata è nel margine est della città, un campus estremamente bello sotto il profilo organizzativo, ma che risente ovviamente della lontananza dal centro. Vi dicevo, organizzare a Tor Vergata una giornata che vedeva riuniti studiosi, architetti, storici, artisti provenienti da tutto il mondo, letteralmente, perché abbiamo avuto partecipanti dall'Europa, dalle Americhe, correggimi, prego, dalla Thailandia, dall'Oceania, insomma abbiamo avuto rappresentanti da tutto il mondo, argentini, che in un giorno particolare dell'anno, quando questo naturalmente era possibile, quando il calendario lo poteva permettere, e vale a dire il giorno del Natale di Roma, il 21 aprile, vedeva questo incontro all'università, dove ovviamente l'incontro era aperto agli studenti, quindi c'era una sorta di osmosi di accademici, di studiosi più giovani, ma anche di ragazzi in piena formazione. Prevalentemente l'incontro era rivolto ai borsisti delle accademie che sono presenti a Roma. Questo ha creato negli anni una rete di scambi, ancora oggi ne vediamo i frutti. Qui tra voi vedo amici, mi permetto, che abbiamo incontrato durante questi anni, e quindi questo incontro ha creato una rete di relazioni che ancora oggi sono feconde di scambi culturali. Il Grand Tour ha una tradizione che rimonta, come sapete meglio di me, al Rinascimento e che poi si sviluppa nel 7-800. E chiaramente il Grand Tour è il viaggio, insomma, che ha formato tantissimi architetti e artisti in tutta Europa. È il viaggio che la maggior parte dei grandi architetti, per quello che più ci riguarda da vicino, a cominciare per dire da Fischer-Forerlach, da Tessin, Le Corbusier, in tempi più recenti Alvar Aalto, Louis Kahn, Richard Meyer, ma qualche anno fa, quando ho avuto un incontro con Santiago Calatrava, che stava lavorando a Tor Vergata per il centro purtroppo sfortunato nel centro per lo sport, che purtroppo non ha avuto un esito molto fortunato, lui mi diceva che programmaticamente un mese l'anno
lui si stabilisce a Roma per studiare le rovine di Roma, che come diceva il nostro Gian Lorenzo Bernini sono grandi maestre. Dunque il Grand Tour che quest'anno compie il 10° anno, l'11° anno, poi sostanzialmente perché questa idea di Claudia e di Giuseppe rimonta al 2008, si sposta, ma in realtà non si sposta. Diciamo che l'Accademia San Luca è stata sempre estremamente sensibile a questa nostra iniziativa. Ora in effetti si svolgerà quasi interamente all'Accademia, di questo siamo felicissimi perché significa ampliare ancora di più la possibilità di incontro, perché chiaramente il luogo è più centrale e soprattutto queste mura respirano di una tradizione oramai secolare. E auguro a tutti voi un buon lavoro e spero che la tradizione e lo spirito che ha innervato il Grand Tour, così come l'avevano pensato Claudia e Giuseppe, il Grand Tour del terzo millennio prosegua per tanti altri anni ancora. Grazie molte. Dobbiamo passare la parola a Jacopo Benencampi, che con Arianna Fernante e Anna Reina sono stati coordinatori scientifici di questa giornata. Mi permetto di ricordare a Maria Grazia D'Amega, a proposito della citazione sull'infausta architettura di Calatrava e Tor Vergata, che però bisognerebbe anche di questo riuscire a trovare la straordinarietà, perché quando viene Calatrava viene sempre a lavorare a fare incisioni privatissime alla calcografia, quindi lo sforzo che dobbiamo fare, che devono fare questi giorni, è capire attorno a queste giornate cosa si possa portare fuori di straordinario, perché vedere tutta la serie di lavori diciamo calcografici che fa Calatrava quando viene a Roma e si rinchiude qui in calcografia con un maestro della calcografia straordinaria e fa le sue privatissime incisioni, capire anche questo come possa essere terreno ulteriore di riflessione. Conosciamo tutti gli straordinari disegni di Louis Kahn, che hai ricordato, che Corbusier, i Voyage en Italie. Ecco, vedere anche il portato della loro creatività proprio diciamo nel respiro delle stratificazioni di Roma. Ecco, questo sarebbe un ulteriore arricchimento, un ulteriore sforzo per loro, che già ne fanno tanti, dover mettere in piedi cose così, macchine così faticose, ecco, però un ulteriore elemento, come mi piace sempre indicare, va cercato e perseguito. Grazie. A Jacopo Benencampi la parola. Grazie professore. Io leggerò un breve saluto in lingua inglese. Good morning everyone. First of all, I too would like to thank the National Academy of San Luca and its secretary, Professor Francesco Moschini, for this welcome invitation to carry out this study day in this magnificent place. I also thank Professors Claudia Conforti and Giuseppe Bonaccorso for the confidence expressed to the Rome Art History Network, which had realized this year the event with the support also of Biblioteca Herziana, Max Planck Institute for Art History, and with the patronage of the Chair of History of Architecture held by Maria Grazia D'Amelio at the University of Rome Tor Vergata. Thanks are also due to Ariane Valera Braga and Francesca Parrilla, General Coordinators of RAN, for their valuable suggestions and for entrusting me with this job that I've had the great honor of sharing with Arianna Carannante and Anne Scheinert in collaboration with Giorgia Gastaldon. I look forward to hearing the reports, but before starting, I just want to note briefly the importance of this conference. Between the 18th and the first half of the 19th century, Rome represented the main international cultural pole of Europe. Consequently, many young and passionate amateurs continued to go there, just to get closer to art, as well as to specialize in their profession as artists. However, due to the political weakness of the papal government, travelers did not set a permanent base in the city. They went back home with the certainty that their acquired knowledge would confer them a favorable advantage in the exercise of their profession. After all, the repertory of Roman sources remained an essential point of cultural reference for the construction, communication, and legitimation of modern identities in Europe.
Rome's distinctiveness in this regard fostered its international significance and acted as an incentive for the foundation of foreign academies. Therefore, the objective of this symposium will be to reflect on the inheritance of the experience of the Grand Tour, especially within the realm of the figurative arts and architecture. Our aim is to create a platform for comparing and reflecting on models of research by foreign and Italian scholars in Rome. But I want to take up any more of our time, so I'm grateful to all the speakers and the chairs. I wish you all an excellent congress, and I give the floor to Professor Bonaccorso for the inaugural lecture. Thank you. Allora, benvenuti a tutti, siamo molto felici di continuare il Grand Tour in questa sede dell'Accademia Nazionale di San Luca, che come diceva anche Maria Grazia in realtà c'è stata vicino, insieme anche con l'Erziana, in tutti questi anni del Grand Tour, e ci hanno sostenuto e anche ospitato in alcune occasioni, soprattutto quando per 2 anni abbiamo fatto un Grand Tour dei videomaker, il Festival del Corto, che analizzava le ricerche d'arte e d'architettura. Io ho un po' modificato in realtà questa lecture sulla base appunto perché ho saputo che appunto Claudia oggi non era qui con noi, e quindi insomma insieme un po' alle cose che ha detto Maria Grazia volevo un po' anche ricostruire la genealogia del Grand Tour e poi affrontare un po' una discussione un po' più ampia sugli architetti stranieri che appunto sono venuti ad apprendere l'architettura a Roma nel corso dei secoli. E niente, quest'anno sono 10 anni di Grand Tour del terzo millennio, anzi sono 11 in realtà. Abbiamo iniziato nel 2008 e a un primo impatto un tale intervallo di tempo non sembrerebbe così vasto, ma per noi, potremmo dire generazione di Tor Vergata, che l'abbiamo seguito praticamente edizione per edizione, ci sembra un tempo lunghissimo. Praticamente 8 edizioni con cadenza prima annuale e poi biennale, che ci legittima a fare delle riflessioni. Il Grand Tour è nato da un'idea di Claudia Conforti. Io conservo sempre tutti i miei appunti, sono un po', ho tutti i taccuini molto piccoli dove mi appunto le cose che discutevamo, non solo con Claudia ma anche precedentemente, al tempo del mio dottorato e anche prima, e ho ritrovato proprio addirittura gli appunti di questa prima chiacchierata che abbiamo avuto con Claudia quando poi è nata l'idea di fare il Grand Tour. E il Grand Tour è nato da un'idea di Claudia Conforti scaturita a margine di alcuni convegni che si erano tenuti in note istituzioni scientifiche straniere a Roma nel 2007 e che avevamo seguito insieme con Claudia e Marzia Marandola. In quelle occasioni vi erano stati dei dibattiti molto serrati tra docenti italiani e stranieri. In quel frangente ci piaceva l'idea di spostare e di creare, allora nel nostro comune Ateneo di Tor Vergata, un luogo per chi non c'è mai stato quasi bucolico e estremamente periferico, e trasformarlo in un luogo di incontro tra studiosi stranieri e italiani per discutere di metodologia di ricerca sull'oggetto architettonico e sulla città. Tale idea ha portato a creare una giornata di studio legata al fenomeno del viaggio di studio di architetti, docenti e studiosi d'arte stranieri a Roma. Il sottoscritto, come Claudio e tutti i componenti della vecchia cattedra di storia dell'architettura di Tor Vergata, avevamo consolidato negli anni numerosi contatti con le istituzioni straniere di Roma e ci sembrava un'iniziativa fruttuosa quella di coinvolgere studiosi, architetti, progettisti stranieri, dottorandi e anche studenti in una sorta di meeting annuale nella periferia est di Roma a contatto con la campagna romana, quindi adiacente ai castelli. Tra l'altro l'Ateneo di Tor Vergata aveva da poco restaurato Villa Mondragone a Frascati, trasformandolo in un centro congressi, un luogo quindi che diventava iconico e che quindi doveva rappresentare l'Ateneo e che fu di fatto inaugurato, ti ricordi Maria Grazia, proprio con una mostra sul Grand Tour, prima del nostro Grand Tour. In breve si costituì un comitato scientifico e il gruppo di allora di Tor Vergata, costituita dal sottoscritto, da Claudia ovviamente, da Maria Grazia D'Amelio, da Nicoletta Marconi, da Marzia Marandola, affiancati inizialmente anche da Hermann Schlim, che salutiamo, che sta qui, no? E da Federico Bellini, iniziarono a stendere le basi per questa nuova avventura tesa a portare nella facoltà di ingegneria
di Tor Vergata, una giornata di studi annuale sul Grand Tour. L'obiettivo primario era coinvolgere i viaggiatori che sanno guardare al passato e sono curiosi del futuro, giovani di tutto il mondo che ogni anno riconquistano Roma compulsando nelle biblioteche e gli archivi, perlustrandone le periferie e i vicoli del centro, misurando i passi della luce sui monumenti e sui marciapiedi. Ma cos'è il Grand Tour? Cosa si intendeva e cosa si intende per Grand Tour? Intanto si potrebbe affermare che un elemento centrale e comune era ed è il viaggio. Il viaggio compiuto nei secoli passati, dapprima da eruditi, poi da giovani rampolli della nobiltà europea, che volevano conoscere e rilevare le antichità. Quindi da un gruppo consistente di viaggiatori, di pittori, scultori e architetti. Certo, in questo mosaico vi è dell'altro, e forse il più importante soggetto, non ancora sufficientemente sottolineato, è e sarà Roma. La centralità della città eterna è iniziata forse già dal XVI secolo, come sappiamo. Disegnatori francesi, olandesi, fiamminghi, spagnoli, tedeschi, svedesi e tanti altri ancora hanno lasciato testimonianze importanti nei loro rilievi romani di fabbriche in costruzione, di nuovi edifici appena realizzati, di chiese e di antichità romane. Si pensi ai rilievi di Martin von Heemskerk, che abbiamo visto prima, che è anche l'autore di questo disegno, testimonianze fondamentali per ricostruire le varie fasi della fabbrica di San Pietro, oppure i rilievi di Etienne Dupérac, che ci hanno aiutato a ricostruire le fasi costruttive di fabbriche michelangiolesche, oppure ci hanno anche confuso con ricostruzioni forse non tutte fedeli ai progetti originali, che tuttavia hanno influenzato completamenti postumi, quale per esempio quella della ricostruzione del disegno della piazza del Campidoglio, coordinata da Antonio Muñoz durante gli anni del secondo conflitto mondiale. Quindi Roma è stata il loro e il nostro denominatore comune. La città antica, rinascimentale e barocca è stata progressivamente affiancata e poi quasi surclassata dagli studi sulla città del Novecento e contemporanea. Ai monumenti celebri e solenni si sono accostate le periferie, gli impianti industriali obsoleti, i progetti informatici per la messa a punto di database, di repertori cartografici, topografici e iconografici, nei quali il passato si rilancia nel futuro. Ma l'elemento comune continuava ad essere, in ogni caso, il viaggio. Numerosi interventi hanno cercato di chiarire come il Grand Tour aveva origine nel fenomeno dei viaggi di studio, e non solo, che si iniziavano ad affermare già nel XVI secolo. Il viaggio è stato esplorato da tanti relatori, in tante sfaccettature, tanto che tale ricerca si potrebbe quasi dividere in 3 grandi sottogruppi. 1, il viaggio di studio; 2, quello di apprendimento; 3, quello di lavoro. Quindi ci si trovava di fronte a un fenomeno che comportava una casistica, potremmo dire, allargata. Il viaggio di lavoro, per esempio, che si afferma sempre di più dal Settecento in poi, rimaneva nel Seicento un caso piuttosto isolato, limitato. Pensiamo per tutti a quello di Bernini, diretto in Francia nel 1665, per avvocare a sé la commissione del progetto per il Louvre, anzi per affermarlo e per realizzarlo. Più tradizionale è il viaggio di studio, intrapreso per conoscere e rilevare l'antico. Mentre sempre più rilevante diviene il viaggio legato all'apprendimento, e cioè arrivare giovanissimi a Roma e frequentare i maggiori progettisti dell'epoca. La cosiddetta scuola, la frequentazione degli atelier, come per esempio quella di Bernini e di lì a poco di Carlo Fontana. I suoi scolari sono tantissimi, il loro è un viaggio per apprendere la professione. Questo arco di tempo è centrale nella diffusione del fenomeno del viaggio di studio in Italia. I giovani si trovavano di fronte inizialmente al problema dell'alloggiamento, sovente ospiti di parenti e conoscenti della stessa lingua, ma ancora di più delle principali confraternite nazionali che spesso non solo davano alloggio e censivano gli artisti, ma ne divenivano anche i primi committenti. Gli apprendisti, oltre agli strumenti per disegnare, recavano con sé una specifica serie di piccole pubblicazioni, guide all'architettura, guide alla città o semplicemente appunti e corrispondenze familiari che ne facilitavano la permanenza più o meno duratura a Roma. Alcuni di loro recavano con sé una lettera di presentazione che poteva favorire il contatto o la frequentazione dei maggiori atelier architettonici sempre di allora. Nel periodo barocco molti architetti stranieri cercavano di completare la loro formazione cercando di frequentare l'ultima fase della bottega berniniana. Il caso più eclatante è, come noto, e
come ha ricordato Maria Grazia, l'arrivo nell'urbe di Johann Bernhard Fischer von Erlach, che intercetterà però solo per pochi giorni il vecchio maestro. Nell'ultimo quarto del secolo, invece, Roma sarà caratterizzata dalla grande vitalità dello studio di Carlo Fontana, che erede di fatto della tradizione berniniana, attrarrà presso di sé la maggior parte degli studenti stranieri provenienti da diverse regioni d'Europa. Il riferimento a questi due atelier è poi integrato da numerose scuole private di architettura, ma anche di scultura e di pittura, dove la presenza di stranieri era prevalente. In particolare questo vale per la scuola di Abraham Paris e quella del Circolo Falconieri. Tali scuole andavano in parallelo anche con le istituzioni, diciamo pubbliche, quali quella presente, cioè l'Accademia di San Luca, i cui meccanismi di ingresso però non permettevano una frequentazione straripante di forestieri e stranieri. Vi erano dei paletti che consistevano principalmente nell'obbligo di seguire preventivamente lo studio di un architetto accademico, e questo è forse uno dei motivi principali dell'enorme successo dell'Atelier Fontana, che vedrà la frequentazione di numerosi allievi forestieri e stranieri, dallo stesso Fischer von Erlach a Hildebrandt, a Tessin, a Popperman, a Juvar, a Gibbs, solo per citare i casi più noti. Qui ho accennato a forestieri stranieri che identificavano persone dalla provenienza diversa e la cui differenza ci è stata chiarita definitivamente dalle articolate conclusioni del gruppo di studio Minerva della Biblioteca Erziana, coordinato dalla qui presente Susanne Kuberski. Per forestiero qui si vuole perciò intendere i residenti più o meno temporanei a Roma di lingua italiana, mentre per stranieri i residenti che si esprimevano in un'altra lingua. Le lettere di Nicodemus Tessin ci hanno dimostrato come questi studenti stranieri avevano una minima comprensione dell'italiano, ma con il tempo questa capacità di comprensione si allargava molto rapidamente, sino a fargli acquisire anche la possibilità di parlarsi in italiano. Forse la mediazione di ambasciate e di chiese nazionali permetteva un graduale inserimento romano per la presenza di diversi connazionali sostanzialmente bilingue. Tuttavia i meccanismi di comprensione tra le lingue e il mondo professionale artistico romano probabilmente dava un ulteriore senso al ruolo delle scuole private e dei luoghi di residenza degli artisti. In quest'ottica si considerano fondamentali i gemellaggi tra l'Académie Royale des Peintures et des Sculptures e quella di San Luca, il cui reggente proprio in quegli anni, cioè diciamo negli anni 70 del Seicento, sarà il francese Charles Hérard. Altre possibili reti di aggregazione erano pure le altre istituzioni accademiche romane, quali l'Arcadia, vero e proprio cenacolo multiculturale e multilinguistico, i virtuosi del Pantheon e per l'architettura le compagnie di mestiere e in particolare quelle dei marmorai. In molti casi la presenza nei sodalizi culturali e professionali è veramente fugace perché si fermava a Roma per un breve periodo di apprendimento. Viceversa, la presenza diveniva significativa e duratura per un artista che aveva scelto Roma per proseguire la sua attività professionale o addirittura per stabilirsi. Tali frequentazioni continentali avevano indotto Clemente XI Albani, quindi diciamo agli inizi del 1700, a pensare a una nuova accademia, appunto detta Albana, che avrebbe contenuto in sé una scuola d'arte omnicomprensiva di scultura, pittura, architettura e di arti ornamentali. Un progetto aperto e sovranazionale, ma come noto un progetto poi naufragato. Uno degli obiettivi primari dei giovani architetti stranieri era quello di frequentare i corsi di architettura offerti nel Seicento proprio dall'Accademia di San Luca ed eseguendo dei rilievi nelle maggiori chiese e capitolini. Come noto, vi erano 3 classi e gli allievi partecipavano a dei concorsi annuali che gli richiedevano di effettuare delle prove di abilità che si differenziavano per grado di difficoltà a secondo della classe frequentata. Si andava da temi dedicati agli studenti del primo anno relativi a un rilievo di elementi dell'architettura, per poi passare ai progetti del secondo anno che prevedevano l'ideazione di un complesso ecclesiastico, molto spesso di una certa dimensione. Al terzo anno allo studente era richiesto un progetto urbano e territoriale, quindi di grandi dimensioni e notevole difficoltà, eseguito sotto il diretto controllo di un maestro. Roma quindi tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento era piena di apprendisti architetti, con una notevole comunità straniera. Essi estendevano rilievi di chiese, di strade, riempivano le piazze ed eseguivano precisi rilievi dei maggiori ruderi romani.
Tale situazione anticipa quel fenomeno identificato con il nome di Grand Tour, che si svilupperà in ambito continentale dalla metà del Settecento in poi, fenomeno estremamente studiato dove io non mi soffermo più di tanto. Si potrebbe dire che i termini Grand Tour abbracciano diversi componenti strettamente legati tra loro. Insomma, il viaggio di studio, la conoscenza dell'antico, il rilievo antico e moderno, lo scavo archeologico, la lettura dei classici. Ma anche conoscere la società, vivendo con le comunità locali e condividendo lo spirito ludico delle feste, era una delle occasioni per i viaggiatori stranieri per integrarsi nella società romana, nella società anche laziale, perché comunità c'erano in tanti paesi del Lazio. Tra l'altro ancora oggi l'Accademia Tedesca, come sapete, ha una sede a Olevano Romano. La definizione di Grand Tour permane anche oggi, tant'è che proprio il nostro convegno annuale reca con sé la definizione di Grand Tour del terzo millennio. Ovviamente dalla fine del Settecento gli orizzonti si ampliano, tutta la penisola italiana, verso nord la Francia e Parigi, ma anche i Balcani, la Grecia, l'Egitto. Le Corbusier all'inizio del Novecento, come sapete, raccolse in alcuni taccuini i suoi voyage in Italia e nel Mediterraneo. Il viaggio di studio rimase quindi una tappa fondamentale nella formazione di innumerevoli artisti e architetti. Tra i progettisti basti ricordare i nomi di Joseph Hoffmann, di Le Corbusier appunto, ma anche di Richardson, di Conrad Waxman, Alvar Aalto, Louis Kahn, qui illustrato in una foto del suo soggiorno romano, qui in realtà laziale, Robert Venturi, sino a Raffa Moneo, Richard Meyer e Peter Zumthor e tanti altri. Alcuni architetti cambiarono addirittura completamente il loro stile dopo l'incontro con Roma. Forse l'emblema di questo cambiamento è proprio Louis Kahn, che dice, dopo il suo ritorno a Filadelfia, dopo il suo soggiorno romano, che sono nato a 50 anni, quando fa il viaggio a Roma e è ospite nell'American Academy. Durante il suo soggiorno a Roma presso l'Accademia Americana. Ma il Grand Tour è solo riservato, o forse meglio abbinato, solo agli artisti? È una domanda. Forse no, anzi sicuramente no. L'ambito è molto più ampio e connette assieme storici e critici d'arte e di architettura e storici della città. Gli studiosi, i docenti delle maggiori università americane ed europee sono a Roma durante i soggiorni estivi o durante l'anno sabbatico, ottenuto per affrontare ricerche sovente innovative ed originali. E allora la Biblioteca Hertziana, Villa Massimo, la British Academy, l'American Academy, Villa Medici si riempiono di giovani e contemporaneamente affermati studiosi che sovente, fianco a fianco, indagano l'architettura della città. Rimanendo per un attimo in ambito hertziana, che ospita oggi una parte della giornata, ricordiamo alcuni studiosi tedeschi che hanno legato la propria ricerca a Roma: Gehl Müller, Lotz, Wiener, Frommel, Hager, Tenes e tanti altri ancora. Talvolta la loro presenza creava anche delle triangolazioni significative e particolari, dalla Germania a Roma agli Stati Uniti, ritorno periodico a Roma, nell'urbe. Spesso addirittura negli Stati Uniti si ricreavano, attraverso il lavoro di tesisti e dottorandi, una Roma analoga, distante molti chilometri dalla nostra città. E si studiava la nostra città, si effettuavano plastici, si effettuavano rilievi in un luogo, per esempio qui a Penn State, nella Pennsylvania, distante, insomma, un bel po' di chilometri da Roma. Quindi arrivi, partenze, ritorni. Quindi arrivare a Roma in giovane età per tornare poi nella propria patria di origine solo saltuariamente. Pensiamo ai recenti casi di Tenes, scomparso da poco e che vogliamo in questa sede ricordare, ma anche Wiener, Frommel, tanti altri. L'arrivo a Roma avveniva sulle scie di borse di studio o di dottorato e poi l'argomento di studio diveniva il legame duraturo con la città. Non so, Carlo Fontana per Ernst Hager, Bernini per Todd Marder, che l'abbiamo salutato stamattina, e via discorrendo. La curiosità di comprendere questo tipo di soggiorno di studio alimentava, appunto, a partire dal 2008, lo spirito del nostro primo Grand Tour, che nelle sue premesse programmatiche voleva intercettare studiosi stranieri presenti in città, invitandoli a presentare le proprie ricerche davanti a un pubblico di specialisti, studiosi, dottorandi, ma anche studenti italiani.
In pratica si metteva sul palcoscenico il confronto tra metodologie di studio e di analisi di studiosi italiani e stranieri, in modo che ciascuno di essi beneficiasse di uno scambio culturale per un diverso approccio alla ricerca. Tutto ciò nel solco di una tradizione che forse aveva trovato il suo apice tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni '80 del Novecento. Si erano create delle triangolazioni che univano studiosi italiani, stranieri e la ricerca sulla produzione di un architetto di volta in volta diverso. Tali triangolazioni il Grand Tour cercava, e cerca anche oggi, di ricreare e rilanciare. Così come nel passato, ad esempio, esistevano delle costellazioni che univano Bramante a Frommel e a Bruschi, oppure Gian Lorenzo Bernini a Levin a Fagiolo, o ancora Borromini a Portoghesi e a Connors, solo per fare qualche esempio chiarificatore. Quindi, tornando alle intenzioni programmatiche del Grand Tour del terzo millennio, si voleva e si vuole intercettare soprattutto la ricerca storica sull'architettura e sulla trasformazione della città antica, moderna e contemporanea. Questo attraverso la ricerca storica tradizionale, ma anche attraverso i nuovi media, tanto che la medialità, la fotografia d'architettura, il corto, il promo d'arte divennero alcuni dei termini medium attraverso i quali venivano presentate le ricerche nel nostro Grand Tour. Tor Vergata diveniva così il centro di un percorso che doveva legare centro e periferia, come pure ambiti disciplinari diversi. Questo era un obiettivo auspicabile, poiché l'Ateneo era posizionato all'interno della rotta che univa città e campagna, così come era posizionata tra città e appunto campagna romana, su quella rotta che storicamente si identificava con il tragitto classico del Grand Tour, che portava da Olevano Romano a Genazzano, da Fossanova e poi verso sud a Napoli, poi ancora in Sicilia e nel Mediterraneo. E contemporaneamente uno degli obiettivi era pure l'esplorazione della città contemporanea e della sua periferia, ormai di fatto storicizzata. L'altro obiettivo era quello di intercettare una grande personalità che passava da Roma, architetti ma anche storici affermati, ma anche dottorandi in realtà, che erano numerosissimi. Spesso l'atmosfera di questi incontri diveniva anche ludica, poiché proseguiva con cene anche in altre parti della città che portavano a creare una familiarità tra i partecipanti e un sentimento di amicizia che si è sviluppata e consolidata nel tempo in uno spirito talvolta anche ludico, come abbiamo detto, in piena tradizione Grand Tour. Di seguito solo qualche slide delle varie edizioni che si sono succedute in questi 10 anni. E questo intervento per punti ci piace concluderlo con un passaggio di testimone a Rana, oggi rappresentato da Ariane Varela, che salutiamo insieme a Federico e alla piccola Alice, da Jacopo Benincampi, Arianna Carannante, Anne Scheinhardt, che hanno curato la prima edizione fuori di Tor Vergata. Un ringraziamento va anche all'Accademia di San Luca e alla Biblioteca Erziana, due istituzioni che hanno sempre collaborato con Tor Vergata nella promozione dell'evento e che continuano il loro sostegno ancora oggi affiancando il RAN. Il Grand Tour del terzo millennio siamo sicuri che continuerà a lungo, poiché molti studiosi stranieri continueranno a venire a Roma, mossi dalla curiosità e dal bisogno di cercare in Roma e nelle sue architetture, nella sua storia, ancora di più. Forse, parafrasando una nota strofa del brano Shallow, consentitemi un po' di pop, tratto dal film The Star is Born, quando un viaggiatore straniero avrà visitato la nostra città, l'avrà ammirata e studiata nel profondo, tutte queste conoscenze gli forniranno una base per galleggiare sempre in superficie e non toccare mai più il fondo. Citando il refrain, "We are far from the shallow now". Grazie e thanks. Sono molto onorata di essere anche in rappresentanza della Biblioteca Erziana, stata coinvolta anche quest'anno in questa bellissima iniziativa che ormai da molti anni funziona, procede, è diventata un'istituzione vera e propria, grazie all'iniziativa di Claudia Conforti e Giuseppe Buonacorso. Penso che sia un'iniziativa veramente molto meritevole che
ha richiesto ovviamente tantissimo impegno, ma se funziona da così tanti anni vuol dire che è stato veramente anche un successo, ed è bello proprio, come anche ha accennato Giuseppe Bonaforza in questo testo introduttivo, perché unisce i rappresentanti, i borsisti delle varie accademie straniere, che sono proprio il risultato di questo fenomeno del Grand Tour. Quindi studiamo praticamente noi stessi o comunque abbiamo il confronto, abbiamo l'occasione di un confronto veramente internazionale, che è soprattutto anche un confronto ovviamente metodologico, perché tuttora anche le varie scuole nei vari paesi sono molto diversi, ed è una bellissima occasione questa anche di discutere animatamente anche sui vari approcci. Penso che Giuseppe nel suo intervento ha già dato moltissimi spunti per una proficua discussione oggi, perché è troppo basso, facendo un po' un panorama di questi viaggi di artisti, soprattutto di architetti, attraverso i vari secoli, gli oggetti dei loro studi, ma anche lo sguardo che rivolgevano a questi loro oggetti, gli scambi fra di loro, eccetera. È un grande piacere adesso introdurre i primi relatori di stamattina, che sono Alessandro Cremona e Claudia Impiglia. Direi che facciamo delle presentazioni abbastanza brevi per avere più tempo poi per la discussione. Dunque, Alessandro Cremona è da molti anni curatore storico dell'arte della Soprintendenza Capitolina ai beni culturali. Si è laureato qui a Roma alla Sapienza e ha fatto poi una specializzazione in archeologia e storia dell'arte all'Università di Siena. È responsabile delle attività di progettazione, manutenzione e restauro di ville e parchi storici. In particolare si occupa del Pincio, del Gianicolo e della Villa Celimontana. Quindi uno studioso ovviamente di storia di giardini e della rappresentazione artistica dei paesaggi, del paesaggio urbano di Roma e soprattutto anche della campagna romana. In questa veste ha partecipato a numerosi convegni, ha tenuto anche lezioni e seminari alle varie università romane, tra cui anche Tor Vergata e Roma 3, ed è co-curatore di una collana di studi dedicati agli architetti del Comune di Roma, intitolata Roma Architettonica. Infatti anche fra le sue ultime pubblicazioni si rispecchia questo interesse. Ha curato un libro su Gioacchino Herzog, architetto comunale, progetti e disegni per Roma Capitale del 2016, e anche fra gli ultimi articoli si vedono i suoi interessi per la campagna romana e le vedute, come anche per esempio un articolo sul teatro filippino del Gianicolo. Il secondo relatore è Claudio Impiglia, che è architetto, ha fatto un dottorato in storia dell'architettura ed è cultore della materia in storia dell'architettura alla Sapienza di Roma. Ha collaborato con il Centro di Studi sulla Cultura e l'Immagine di Roma, diretto da Marcello Fagiolo, e le sue pubblicazioni principali ruotano intorno all'architettura e il paesaggio della campagna romana tra il XIX e il XX secolo. Quindi le sue pubblicazioni sono direi rigorosamente romane. Vorrei menzionare tra le ultime un articolo sulla trasformazione del litorale romano a Porto e Macarese, oppure un altro articolo su Rodolfo Lanciani e la rappresentazione dell'antica campagna romana. Non mi dilungo ulteriormente e lascio la parola ai due relatori. Il titolo dell'intervento è Augustin Théophile Continet o l'architettura romana nel dettaglio. Prego.
Grazie. Allora, ringraziamo i curatori del convegno per aver accettato la nostra proposta di intervento e l'Accademia di San Luca per l'ospitalità. Il nostro intervento, verte sulla figura poco conosciuta, almeno in Italia, dell'architetto francese Augustin Théophile Cantinet, che qui vediamo rappresentato in un raro e inedito ritratto in età giovanile. Di Augustin Théophile Cantinet abbiamo avuto modo di studiare un corpus di disegni che è stato acquisito dalla Galleria Paolo Antonacci di Roma nel 2016. Sull'architetto abbiamo condotto delle ricerche che poi sono confluite nel catalogo di questi disegni pubblicato a cura di Alessandro. Si è trattato della catalogazione di 75 disegni. In tutto questi elaborati grafici ammontavano ad un numero di 132 circa. Cantinet è stato oggetto anche di un nostro intervento presentato nel 2017 nel congresso della ISU tenutosi a Napoli e nell'ambito appunto di un grande convegno dedicato al tema della città, il viaggio, il turismo, percezione, produzione e trasformazione. In particolare abbiamo esposto il nostro studio in una sottosessione coordinata da Antonio Bruculelli e Cristina Cuneo, che verteva proprio sulla figura dei pensioneri dell'Accademia di Francia tra 7 e 800. Teniamo però subito a precisare che questo architetto che noi abbiamo studiato non rientra proprio nella categoria dei pensioneri, e poi vedremo proprio perché. A fronte di un corpus di disegni di architetture romane, per l'appunto acquisito dalla Galleria Antonacci, esistono altre 2 raccolte grafiche di questo architetto, una conservata al Getty Research Institute e un'altra invece dall'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte di Parigi, naturalmente. La prima consiste in un album di 108 fogli contenenti 182 disegni e composti per lo più di disegni di tipo accademico, ovvero sia eseguiti durante proprio il suo percorso di istruzione presso l'École des Beaux-Arts. Una raccolta molto più esigua, ma comunque sia significativa, invece è conservata da Lina e consiste in 28 fogli contenenti 31 disegni che raffigurano antiche architetture della Grecia e della Magna Grecia. Quindi questo confronto, questa triangolazione tra disegni romani e invece disegni conservati in queste altre 2 raccolte ci hanno consentito comunque sia di approfondire la figura di questo architetto. Sicuramente ciò che a noi è interessato è stato ricostruire quello che è stato il suo percorso accademico, il suo percorso per l'appunto di istruzione, vedere quali sono state le figure con le quali lui ha interagito nel corso dei diversi esami. Spiccano sicuramente da subito 3 figure di architetti molto ben avviati in quel periodo, ovvero sia Pierre-Théodore Benhamé, Pierre Fontaine e Jean-Nicolas Houillot. 3 architetti che però non erano incardinati in maniera ufficiale, con un ruolo ufficiale nell'École des Beaux-Arts, ma costituivano sicuramente per gli studenti un punto di riferimento importante, soprattutto perché questi studenti erano periodicamente impegnati in concorsi di emulazione, quindi un'atmosfera sicuramente stimolante per chi studiava la materia dell'architettura, ma sicuramente anche piena di antagonismo tra i diversi allievi. Per chiarire subito quali sono stati i rapporti accademici di questo architetto, abbiamo creato questa mappa concettuale nella quale intorno alla figura di Cantinet girano questi grandi nomi. In bianco vedete per l'appunto i 3 architetti che abbiamo citato prima, che a loro volta furono allievi di altri architetti come per esempio Julien David Leroy e Antoine-François Beyer, architetti di stampo classicista che hanno sicuramente influenzato generazioni di altri professionisti con le loro anche pubblicazioni.
Se facciamo il nome di Fontaine non possiamo fare a meno di citare anche il nome di Percier, dal momento che questi due architetti hanno costituito un binomio inscindibile. Percier non è stato un maestro quindi di Cantinet, anzi possiamo dire che ha contribuito un po' alla sua sfortuna in campo accademico, però sicuramente, poi come avrà modo di evidenziare Alessandro, la sua opera è stata un punto di riferimento per l'opera grafica di questo architetto. Come ho già detto prima, quindi ci sono grandi nomi alle spalle, addirittura dei maestri di Cantinet. David Leroy, il quale è stato uno dei più importanti professori che ha studiato l'architettura della Grecia, un professore, uno storiografo, come viene per l'appunto definito nel frontespizio del suo volume, che ha alternato visioni pittoresche invece a visioni, a rappresentazioni scientifiche dell'architettura antica. Naturalmente questa visione dell'antico è complementare a quella, per esempio, degli inglesi Stuart e Everett contemporanei. Se con Leroy Cantinet non ha avuto un rapporto diretto, proprio perché Leroy muore prima del suo ingresso all'università, invece rapporti diretti furono instaurati con quest'altro grande nome di architetto francese, ovvero Antoine François Peyre, detto il giovane, il quale addirittura dedicherà in una copia delle sue opere di architettura proprio a Cantinet una dedica che poi consiste anche ad un invito a cena insieme a Fontaine, Percier e Villene, quest'ultimo suo antagonista, che avrà un ruolo importante proprio per il suo percorso accademico, ma poi lo vedremo alla fine. Naturalmente, se quelli non erano dei nomi di personaggi incardinati nell'accademia, nella scuola di architettura, c'erano però dei nomi importanti ai quali gli allievi dovevano fare riferimento. Per esempio Dufourny, che è stato il direttore in quegli anni dell'École, e poi altri nomi, il professore di matematica, e poi soprattutto Rondelet. Rondelet è stata una figura importantissima che ha attraversato veramente molti anni accademici, e la sua opera vedremo che avrà anche un riflesso sui rilievi del nostro architetto. Quindi questi tre nomi che sicuramente spiccano: Dufourny, Rondelet e Vaudoyer, se pronuncio bene, Vaudoyer, che invece era incaricato di un altrettanto importante ambito dell'accademia, della scuola, che era quello appunto del settore archivistico, ovvero di colui che doveva amministrare gli archivi dei disegni, coloro che vincevano i diversi gran premi, e quindi in quel periodo già era molto viva l'idea di conservare, di catalogare tutti i disegni e le opere dei diversi allievi. Rondelet, come abbiamo detto, è stata una figura importante, che quindi vado molto veloce dato che è molto conosciuto, però sicuramente la sua visione di architetture, sintesi di strutture e di spazio dovette influenzare il nostro giovane architetto, come per esempio dal confronto tra destra un rilievo di Cantinet, delle capriate del Teatro Olimpico di Vicenza, della chiesa di San Charles e di Sant'Andrea della Valle a Roma, a sinistra invece uno studio di Rondelet sulle coperture. Allora, molto velocemente vogliamo esporre quello che è il contenuto dei disegni conservati al Getty Research. Si tratta di disegni, studi di tipo accademico, che possiamo raggruppare in maniera sintetica in diversi insiemi. Un insieme costituito dai disegni, da copie di disegni tratti da altri progetti, da repertori, scusate. Per esempio il repertorio di Athanasius de Tournelle su una raccolta di architettura nuova. In questo caso, per esercitarsi, probabilmente prima dei concorsi di emulazione, Cantinet ricopia i progetti che secondo lui erano più interessanti, proprio per esercitare da una parte la sua capacità di progettare, ma nello stesso tempo anche la sua capacità grafica di esprimere un progetto e un piano. Altri esercizi di copia riguardano per esempio il tema per esempio della latteria, nel quale a sinistra vedete questo elaborato di Cantinet, nel quale lui ricopia tre distinti progetti di tre architetti e prende
da questi 3 progetti che voi vedete nelle altre fotografie, le parti che secondo lui sono più importanti, in particolare quelle planimetriche. Questa è un'attitudine in quel periodo comunque sia molto sviluppata. Per esempio in Hittorf vediamo un medesimo atteggiamento di scegliere, di copiare progetti diversi, assemblarli in un'unica tavola in maniera tale da evidenziare quelle che sono le qualità migliori da un progetto rispetto ad un altro. E poi invece in questa raccolta del Getty troviamo proprio invece dei progetti, quindi non delle copie, ma dei progetti originali di Cantinet. Per esempio questo progetto presentato in occasione del concorso di emulazione del 1813, nel quale lui doveva risolvere in maniera creare in un sito irregolare e creare per l'appunto 3 diverse abitazioni. Naturalmente qui il ricordo, l'eco dell'architettura romana di Palazzo Massimo è sicuramente evidente. Lui non vince in questo concorso, comunque sia partecipa naturalmente con onore presentando un bel progetto. Naturalmente i temi architettonici nei quali lui si cimenta non sono soltanto piani di tipo a livello anche urbano, alla scala urbana, ma si occupa anche di progettazioni d'arredo, come per esempio questo progetto di fontana che si doveva trovare davanti alla nuova borsa. Anche in questo caso non vince, ma l'elaborato vincitore sarà quello di Thierry. Molto velocemente le architetture che lui propone in questi concorsi di emulazione variano. In questo caso abbiamo delle microarchitetture pensate per giardini, come per esempio un padiglione con un pozzo posto al margine tra 2 ambiti di un giardino. E qui arriviamo invece alla seconda raccolta, quella invece conservata dall'INA, nella quale si trovano diversi disegni dedicati alle architetture antiche, in particolare quelle della Magna Grecia e della Grecia. La cosa che sin da subito ci ha interessato è stato quello di vedere se questi disegni sono stati originali, frutto di un originale pensiero di Cantinet, oppure invece sono derivati da altre opere, quindi se sono state anch'esse delle copie. Se alcuni disegni ci lasciano supporre che siano stati dei disegni originali di Cantinet, come per esempio questo di Pestum, proprio perché vedremo con Alessandro quali sono stati poi i rapporti di Cantinet con alcuni studiosi, invece altri disegni, molti, la maggior parte, derivano da pubblicazioni importanti, come per esempio quella dei Dilettanti, che dedicavano diversi libri, diversi rilievi proprio all'antichità dell'Attica. Oltre a questo c'è un'altra pubblicazione che riguardò invece l'espedizione della Morea, in cui i disegni di Blouet hanno costituito, come vedremo, un importante riferimento per il nostro architetto. Quindi qui facciamo dei confronti un po' all'americana tra, da una parte, i disegni realizzati dalla Società dei Dilettanti a sinistra, e a destra invece i disegni dell'architetto francese. Possiamo vedere proprio come sono delle copie in tutto e per tutto fedeli agli originali. Si distinguono magari per il fatto che sono colorate, sono acquerellate, ma fondamentalmente le misure e le forme sono uguali. Procedo molto velocemente. Il disegno acquerellato di Cantinet è uguale invece all'incisione in basso a destra pubblicata dai Dilettanti. E questo vale anche per altri disegni e planimetrie. Quindi c'è uno studio dell'antico che passa attraverso la copia. Quindi noi non sappiamo se questo architetto è stato veramente in Grecia oppure ha studiato la Grecia in maniera indiretta attraverso queste fonti. Un interessante confronto possiamo farlo invece con l'altro libro, con l'espedizione della Morea, con i disegni di Blouet, nel quale possiamo vedere come il rilievo del mosaico è per tutto uguale a quello invece pubblicato nel libro del 1831, quindi un libro che ha seguito molti anni dopo invece la sua esperienza a Roma, ma probabilmente ci potrebbe essere per ipotesi anche un comune modello tra i due che non escludiamo. Allora, molto velocemente, prima di passare la parola ad Alessandro, volevo fissare alcune date che riguardano quello che è lo spartiacque cruciale nella vita del nostro architetto, ovvero sia
Tra quelle 3 figure, se vi ricordate, che abbiamo visto prima, vi era il nome di Nicolas Hulot. Hulot è stato un professore molto importante, al quale venne affidata nel 1819 la cattedra di storia dell'architettura, cioè creata proprio per lui, a fianco a quella di storia e teoria dell'arte, nella quale si volle premiare proprio l'operato di questo architetto infaticabile, perché viaggiò veramente nell'Italia, nella Grecia, nell'Asia Minore, e predispose dei rilievi molto accurati che possono in certi casi anche equipararsi a delle vere e proprie ricostruzioni, a dei restauri concettuali. Quindi il 1819 è una data importante che probabilmente accese in Cantinet delle ambizioni proprio per quanto riguarda il premio, il Grand Prix di Roma. Sempre in quell'anno egli viene elevato alla prima classe, quindi anche in questo caso c'è un'ulteriore promozione di questo allievo. Egli nei concorsi di emulazione che presenta in quel periodo propone dei bei progetti che riguardano sempre delle piccole architetture da giardino, come a sinistra il padiglione sul terrazzo e a destra un padiglione per un casino di caccia, e viene per l'appunto premiato. Quindi proprio questi premi probabilmente aumentarono in lui proprio questa ambizione nel vincere il premio di Roma. Gli almanacchi reali sono delle fonti molto importanti proprio per quanto riguarda l'analisi della struttura didattica dell'École des Beaux-Arts, e a quella organizzazione che abbiamo visto prima, qui vedete un aggiornamento, in quanto a storia e teoria dell'arte, a matematica e a stereotomia e costruzione che abbiamo visto prima, si aggiunge per l'appunto la cattedra di storia dell'architettura e inoltre il corso di prospettiva, che poi Alessandro specificherà meglio. Purtroppo le cose invece non andranno bene per Cantinet, dal momento che lui perderà il concorso per il Grand Prix e lo vincerà un allievo di Percier, Villaine. Lui riuscirà soltanto ad ottenere il secondo Gran Premio insieme a Émile Gilbert. Possiamo dire invece che questa sconfitta costituì si rivelò alla fine un evento positivo tutto sommato, perché egli, nonostante egli non ottenne la borsa di studio per poter studiare a Roma, egli nonostante questo intraprese il viaggio. Analizzando il progetto che lui aveva presentato per il Grand Prix, comunque possiamo dire che era un progetto molto bello, nel quale si sintetizzavano da una parte l'ispirazione alle architetture romane, quindi alle antiche architetture, filtrate attraverso però gli insegnamenti dei grandi architetti dell'illuminismo francese. Dunque, inizia da questo momento un periodo molto importante, centrale, e cedo la parola ad Alessandro. Appunto, uno degli interessi maggiori di questo architetto è stato il fatto che, nonostante non avesse avuto il vantaggio della borsa di studio, quindi del soggiorno presso Villa Medici, nonostante questo decise, come ricorda anche addirittura il suo necrologio, di intraprendere il viaggio a Roma, diciamo il viaggio in Italia, quindi il Grand Tour, per approfondire le sue capacità progettuali, di studio e di rilievo. Del Grand Tour in senso più allargato, appunto diciamo prima, noi abbiamo potuto studiare questo corpus di disegni prevalentemente romani messi a disposizione dalla Galleria Antonacci. Saluto Paolo Antonacci, che è qui fra di noi, appunto, che ha consentito anche, insomma, ci ha dato la possibilità di studiare questo sconosciuto architetto fino ad allora, pochissimo conosciuto. Non sappiamo in che termini lui abbia viaggiato per l'Italia. Tra questo corpus di disegni romani figurano alcuni disegni non romani, in particolare possiamo dare per certa la sua presenza a Siena, perché in generale Cantinet firma e data i disegni, quindi li localizza e li circoscrive, e in questo caso appunto la veduta della cattedrale di Siena è datata 1823. In altri casi abbiamo architetture o dettagli diciamo di monumenti da lui disegnati, come per esempio questo di San Giovanni, della tomba di Ladislao, a San Giovanni in Carbonara, dove però dice mi è stato suggerito da Etienne Gasse, che era l'architetto del Borbone di origine francese in quel momento. Ma della sua presenza in Campania
Forse abbiamo una testimonianza invece più circostanziata, che è quella di Andrea De Iorio, il cultore archeologo che scrisse la guida di Pozzuoli, in cui ringrazia varie volte nel suo testo Cantinet per avergli fornito dei disegni. Qui vedete appunto una tavola che probabilmente è ispirata a questi rilievi eseguiti da Cantinet, quindi la sua presenza a Pozzuoli dovrebbe essere stata molto concreta. Un altro elemento che ci fa pensare a una sua diciamo, viaggio in Campania, che era, come abbiamo sentito nella relazione precedente, una delle estensioni del viaggio poi a Roma sostanzialmente, è il fatto che include sempre in questo spirito di comunanza con gli allievi delle cole, con i propri maestri, questi album amicorum, in cui ogni artista, l'architetto veniva incaricato di eseguire una tavola. Questa è una rara tavola, diciamo, disegnata e poi incisa, disegnata da Cantinet e poi incisa, che raffigura un gruppo di buontemponi, per tornare diciamo, all'aspetto anche ludico che avevano queste congreghe di studenti o diciamo, di architetti o artisti viaggiatori, all'interno appunto della tomba pompeiana di Volei Antiche di Ignazio Faustos. Per quello che riguarda invece il corpus che abbiamo visto prima di disegni dell'antichità greca e magno-greca, abbiamo cercato di trovare riferimenti per i disegni a Paestum, però di fatto non sono stati, diciamo, non c'è quella corrispondenza così precisa che li fa ritenere disegni di studio o di copia. Uno ovviamente dei volumi di ispirazione può essere il noto testo di Lagardette, tra l'altro fra cui i sottoscrittori figurano tutti i maestri di Cantinet, tutta la maggior parte degli architetti francesi importanti dell'epoca. Tuttavia i rilievi eseguiti da Cantinet e presenti nella collezione dell'INA, scusate, dell'INA, lasciano invece intendere che ci sia invece un approccio diretto da parte dell'architetto, cioè quindi si distanziano da questi repertori già all'epoca conosciuti e non a caso fanno vedere una delle tecniche, diciamo, d'approccio, che è quella dello studio analitico, quindi con appunti, con schizzi, ed è una delle caratteristiche che ritornerà anche nei disegni romani. Questo è un altro particolare, con frammenti diciamo, disegnati dall'anfiteatro di Capua. Ma veniamo appunto ai disegni romani, che rappresentano, come dire, l'ensemble diciamo, più dettagliato e più non solo corposo ma anche definito, su cui si possono fare alcuni ragionamenti. Come diceva Claudio prima, sono stati già, diciamo, studiati con la schedatura in questo volume, pubblicato in occasione anche della mostra che fu tenuta, non furono esposti tutti quanti, ma insomma una gran parte in questo bellissimo allestimento a Palazzo Venezia per la 10ª Biennale dell'Antiquariato. Come vedete anche dalla sintesi, si trattava di 132 disegni, di cui 121 dedicati alle architetture di Roma, alle architetture romane, e dove grandeggia il numero dei disegni dedicati alle case e palazzi. Questo è uno sguardo d'insieme di tutti i siti che abbiamo rintracciato, abbiamo potuto collocare, anche se non sempre è stato possibile individuare gli edifici per ovvi motivi, perché, come vedremo, Cantinet, alla maniera di Percier e Fontaine, si occupa anche di architetture minori, anzi è molto interessante questo aspetto. Pertanto molte trasformazioni urbanistiche di Roma, della città, hanno diciamo, di fatto obliterato insomma, alcuni di questi esempi di piccole maison che lui tratta. Andiamo avanti, sì. Ovviamente nell'ascendenza come dire, di studio i modelli romani figuravano, anche se erano sempre mediati appunto da repertori che a volte diciamo, non erano nemmeno troppo fedeli insomma, alla situazione reale. Quindi dobbiamo anche capire questo, appunto, come l'esigenza di venire a Roma, cioè di studiare il modello romano sui repertori o sulle incisioni, su quello che era disponibile al momento nelle biblioteche e negli archivi, per esempio a Parigi, era diverso da venire a Roma e rilevare de facto, cioè in situ, le architetture e i monumenti romani. Questo è un caso tipico, nel senso dove si parla, cioè viene citata nel disegno di Cantinet della collezione Ghetti, la chiesa di Santa Maria in Aquino, ma in realtà la pianta non corrisponde, quindi sembra una sorta di trasformazione così ideale dell'edificio. La stessa cosa possiamo vederla in quest'altro disegno. Questi sono disegni molto interessanti che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere appunto nei mesi scorsi,
dove viene citato proprio Persier, e quindi il repertorio già affermato di Persier Fontaine sulle palais maison romani, in cui si fa riferimento a un palazzo Giustiniani restauré probabilmente, cioè in qualche maniera in una visione di progetto restaurativo rispetto alla pianta originale. Tra l'altro il legame che già era stato annotato da Claudio tra Persier e Fontaine risulta anche in qualche maniera curiosamente nella lista dei sottoscrittori del volume dei due architetti francesi, appunto su Roma, in quanto compare un Cantinet, che ovviamente non può essere lui perché è nato nel 1795, e questo il volume è pubblicato la prima volta nel 98, ma presumibilmente è un parente o addirittura il padre, possiamo ipotizzare, purtroppo non c'è il nome, e quindi questo fa capire anche comunque l'atmosfera, come posso dire, infantile di crescita del nostro personaggio. La sensazione, la sindrome di Stendhal, che qui è molto ben esplicitata dal brano di Persier, credo a nostro avviso abbia così attanagliato anche Cantinet, ma come tutti in fondo gli artisti e gli architetti che venivano a Roma in quel periodo. Cioè il materiale era tantissimo, Persier lo insegna, infatti in questa sorta di bulimia disegnativa ha lasciato taccuini in cui ci sono migliaia di disegni di particolari, vedute appunto importantissimi, al di là poi della, come dire, della pubblicazione degli esiti e quindi della scelta poi degli esiti di questo studio amplissimo. Cantinet è stato a Roma per 4 anni sostanzialmente, dal 1821, e già nel 24 era tornato a Parigi. Andiamo avanti. E quindi la sua attività ovviamente è limitata, almeno per come conosciamo. Può darsi che ci siano altri corpus nascosti che usciranno fuori nel futuro, ce l'auguriamo, per approfondire ulteriormente, diciamo, questa figura. In ogni caso il suo interesse va ovviamente dal rilievo architettonico classico, restitutivo, come per esempio questi del Palazzo Farnese, che supponiamo addirittura essere delle tavole proprio già prefigurate per una pubblicazione che però non siamo riusciti a rintracciare, probabilmente non è stata poi mandata alle stampe, che doveva essere curata da Aimé Jean Montier, un altro architetto appunto di quel periodo. Andiamo avanti, sì. Ecco, velocemente la tipologia di rilievi di questi disegni romani va dal rilievo classico del piano terra, quindi un po' la Persier Fontaine con la veduta prospettica in maniera secca, cioè al tratto del cortile, però già vedete in questo caso si scelgono esempi molto particolari, come questo palazzo Manfroni Bernini al Corso, che per esempio era, diciamo, una veduta assolutamente inedita. Rosella Carloni, che era studiosa del palazzo, non la conosceva, infatti è stata entusiasta di vederla. E poi si va anche da queste tavole assemblative con dettagli, appunto dettagli anche di particolari degli androni e dei cortili. Infatti uno degli argomenti più interessanti di questo corpus è proprio l'attenzione che Cantinet, sulla scorta ovviamente anche dei suoi maestri o dei suoi mentori, diciamo di studio, dedica ai cosiddetti espazi di circulation, cioè ai sistemi distributivi appunto degli ingressi soprattutto e del sistema di collegamento con le scale. Qui vedete un esempio di Persier addirittura precedente al primo viaggio romano. Ecco, vediamo qui degli esempi molto interessanti, sempre di piccole abitazioni, per lo più anche sconosciute, diciamo oggi notevolmente trasformate, quindi rappresentano una anche testimonianza della Roma, come dire, del periodo, anche dal punto di vista di riconfigurazione storica del tessuto abitativo. E non perde Cantinet anche l'abitudine, un po' così, il vezzo di inserire elementi anche d'arredo, come per esempio questa statua che si vede in fondo alla prospettiva del disegno centrale, che è stata, abbiamo identificato come lo pseudo focione che sta al Museo Pio Clementino. Probabilmente è una sua invenzione, cioè nel senso che arredava alla fine il cortile. Questo discorso degli spazi di circolazione abbiamo pensato fosse anche necessario dal punto di vista dello studio, proprio perché forniva queste piccole case, piccole abitazioni romane, sempre però estremamente raffinate, fornivano soluzioni per un'architettura anche
più borghese, non quella dei palazzi reali, non quella dei grandi interventi urbanistici, come abbiamo visto studiavano, appunto, si studiava anche all'École, ma soprattutto, diciamo, indirizzata a una futura progettazione cittadina di un'edilizia, diciamo, più contenuta e più a portata di mano. Ovviamente, diciamo, questo interesse per gli ingressi, per gli androni, viene anche, diciamo, esplicitata dall'altro grande rilevatore e descrittore di Roma di quel periodo, che è Paul-Marie Le Tarugy, che tra l'altro rileva, anche se la sua grandissima pubblicazione esce tra gli anni 40 e 50 dell'Ottocento, ma i primi rilievi vengono eseguiti proprio nel periodo in cui Cantinesse è a Roma. Qui vedete dei confronti, possiamo andare avanti, sì. L'altro discorso che abbiamo visto che faceva parte anche degli insegnamenti dell'École, cioè questo di analizzare anche elementi funzionali, diciamo, architetture funzionali come per esempio le scuderie, abbiamo anche due disegni qui in cui si interessa Cantinè a Roma di scuderie esistenti in palazzi, ma non solo, va oltre, addirittura arriva a rilevare un granaio al Velabro, qui dove è via De Fienili, ancora il toponimo lo ricorda, proprio come esempio di architettura funzionale probabilmente esportabile anche per iniziative di ritorno in Francia. Vediamo l'ultimo argomento, che è quello che ovviamente mi è più interessato come storico dell'arte, che è quello della capacità, diciamo, vedutistica e quindi anche di passaggio al chiaroscuro, a querellato, di questo architetto nel rappresentare alcuni particolari. L'ascendenza è già a livello scolastico, vedete questo è un disegno del 1818 dove alla restituzione prospettica, classica, architettonica vengono inseriti elementi invece di paesaggio che movimentano la veduta. Mi ricollego appunto al discorso fatto prima, a un certo punto dal 19 in poi viene istituita la cattedra di Perspective, che ovviamente è lo studio della prospettiva, ma diciamo, il primo personaggio che ricopre questo ruolo è proprio Pierre-Henri de Valenciennes, uno dei più grandi paesaggisti classici, anche pittore di storia, che appunto si dedica proprio all'insegnamento di questo argomento e pubblica anche un suo, diciamo, trattato. Successivamente viene presa da Jean-Thomas Thibault, che è un architetto, ma poi si trasformerà in una sorta di pittore. Infatti sono molti gli esempi di suoi paesaggi romani che sono anche circolano sul mercato antiquario in particolare, ma sono anche conservati nei musei francesi. Inoltre Cantinè, come dicevamo prima, stabilisce delle relazioni a Roma con gruppi di persone che si incontrano e c'era anche un'osmosi fra le varie tipologie, diciamo, di approccio. In questo caso con i pittori residenti a Roma abbiamo almeno due esempi di disegni in cui lui stesso nella didascalia cita la collaborazione, in questo caso Alphonse-Henri Perrin, che dice qui in questa veduta classica dei frammenti del cosiddetto frontespizio di Nerone, cioè il Tempio Serapide nel giardino di colonna al Quirinale, Perrin inserisce la figura seduta e nonché l'arredo arboreo, quindi si avvale come se fosse una doppia collaborazione, come si faceva nei pittori di paesaggio del Seicento, tra figure e architetture. Stesso discorso vale per questa veduta molto bella dal convento di Sant'Alessio all'Aventino verso San Pietro, in cui qui è affiancato dal pittore Louis Le Pont Robert. Andiamo avanti. E poi però Cantinè si misura lui stesso con delle vedute acquerellate. Certo, la differenza si vede, cioè questa è una veduta che è transitata sul mercato antiquario da sola, diciamo, era estrapolata dal corpus, forse non a caso, proprio perché aveva una sua, diciamo, caratteristica più pittorica, e dove però appunto vediamo che nonostante il trattamento di chiaroscuri, l'inserimento delle alberature, resta ancora una maniera, diciamo, come dire, più da visuale architettonica che non da pittore paesaggista. In ogni caso nel corpus dei disegni romani ci sono vari aspetti, cioè da una parte ci sono delle tavole, come vedete quella prima in alto a sinistra, in cui un tema che è molto famoso, questo del cortile di Palazzo Rospigliosi al Quirinale, è affrontato come se fosse una tavola preparatoria per un'incisione, appunto, infatti corrisponde quasi perfettamente a quella delle tavole lì, a parte le figurine che vengono messe. In questo caso addirittura si distacca dagli esempi invece dei maestri, come per esempio Percier,
che ne dà nei suoi taccuini di viaggio una visione invece più pittorica, più corsiva, diciamo così. Stesso discorso vale, sto portando gli esempi ovviamente per loggiato interno del Casino di Quarto in via Flaminia, cioè dell'attuale sede dell'ambasciata presso la Santa Sede italiana, e anche in questo caso, diciamo, il disegno sembra fatto apposta per una tavola di requei architettonici. Invece l'ultimo argomento è proprio quello dei cortili e dell'impostazione delle vedute nei cortili, cosa che era già ovviamente anche questa nel patrimonio dei suoi maestri e comunque dell'entourage scolastico in cui lui studiava. Qui vedete gli esempi appunto di Fontaine e Percier su cortili, su vedute particolari, che quindi colgono questa possibilità di vedere l'architettura attraverso i volumi e anche la consistenza appunto dei chiaroscuri, quindi non solo con una rappresentazione, diciamo, grafica stereometrica. Vedete però la cura che Cantinet inserisce anche nella restituzione di alcuni particolari proprio di questi ambiti, rispetto anche addirittura al disegno di Percier. E qui vediamo un esempio appunto di trattamento da parte di Cantinet del cortile di Palazzo Firenze, che ovviamente ha una sua diciamo, caratteristica molto precisa, proprio quello dell'interesse fra questo dialogo fra i vari ambiti architettonici, a dispetto, come dire, di una restituzione stilistica tra virgolette teorica, come per esempio ancora veniva in questo caso portata avanti da Peradien Paris, dove si sofferma sulla facciata interna, diciamo, amanatiana del palazzo. Ancora un esempio anche di palazzi non conosciuti, dove diventavano quasi dei luoghi comuni della veduta per questi architetti del Grand Tour, quindi è come se ci fosse un rimbalzo, come dire, di soggetti che quindi vengono trattati nelle varie, dai vari appunto architetti, fino ad arrivare a anche alcuni elementi che sono di grande interesse per la storia, la ricostruzione di alcuni palazzi. Questo è il palazzo Niccolini Giagati via dei Banchi Nuovi, la cui facciata posteriore al cortile è stata demolita per l'apertura di Corso Vittorio Emanuele, quindi questa è una testimonianza insomma, importante del cortile. Però vediamo addirittura qui due esecuzioni da parte di Cantinet a distanza di 3 anni, cioè dal 22 al 24, in cui una prima è quella che rispecchia ovviamente questo fatto, la veduta attraverso la loggia. La seconda invece dà testimonianza di alcune trasformazioni, come per esempio l'apertura del terrazzo, della loggia terrazzo superiore, quindi un intervento di restauro. Concluderei anche sottolineando come l'importanza di questo corpus ha dato modo anche di rintracciare alcune cose perfettamente sconosciute. Qui c'è un rilievo di una piccola abitazione che stava a via Gregoriana, in particolare l'attuale via Gregoriana 40, dove Cantinet abitato, era stata l'abitazione di Ingres, era una di queste zone dove c'era anche Percier, insomma queste zone dove si addensavano appunto gli artisti, gli architetti del Grand Tour, e dal rilievo così preciso che fa dalla sezione addirittura è emerso, abbiamo potuto rintracciare la decorazione di una loggia voltata che ancora esiste nonostante il palazzo sia stato trasformato nella seconda metà dell'Ottocento, ingrandito. Quindi questa è un'occasione di studio storico-artistico, perché poi il palazzo risale appunto al Cinquecento e quindi è uno studio che diciamo, ha avviato proprio la ricerca su Cantinet. Lo stesso Percier, se vogliamo, cioè la possibilità addirittura poi di ricollegare alcune cose, lascia un disegno nei suoi taccuini in cui dice che è la casa di un pittore di fronte al mio studio in via Felice, e le decorazioni di facciata all'interno del cortile che Percier segnala potrebbero essere riaccostate anche a quelle che vengono testimoniate nel rilievo di Cantinet. Allora, Cantinet finisce il suo viaggio nel 24, torna in Francia, entra nei ruoli degli architetti governativi, ma tende, diciamo, un po' freme perché gli vengono dati dei ruoli di second'ordine, cioè di ispettore, segue i lavori per esempio del suo maestro Joe, e quindi preferisce a un certo punto dedicarsi invece all'attività privata. Quindi qui abbiamo elencato alcuni degli interventi i più noti che lui ha eseguito in Francia, ma sono tutti quanti di un certo tipo, cioè sono tutte ricostruzioni in stile, come dire, nazionale, locale addirittura, che nulla hanno a che vedere appunto con
dello studio dei modelli classici romani fino allora intrapreso. Quindi diciamo avanti, per esempio questa interessante, questa di Truviglia, che è stato molto studiato, dove sì, è vero che si occupa di abitazioni per gli operai, quindi di piccole entità edilizie, ma lo stile rimane sempre quello ancorato, diciamo, al nord Europa, al nord della Francia. Questo vuol dire che appunto andrà indagato, e quindi lanciamo una sorta di testimone, di chiamata sul fatto che questo si tratta di un personaggio che si è formato, diciamo, in una certa epoca, ancora chiamiamola neoclassico, razionalista, ancora imbevuta di classicismo, per poi attraversare la fase appunto che noi conosciamo bene del trapasso all'architettura invece nazionale, chiamiamola di tipo romantico comunque, per sfociare appunto poi in un eclettismo di fin de secolo. Questo appunto è il tracciato che disegna Cantinet nella sua biografia. Grazie. Avete superato un po' i tempi, sforato un po', però soprattutto questo finale ho trovato di particolare interesse per vedere proprio come uno studio romano così poi non sembra portare insomma, comunque interessante questo caso, questo ricchissimo materiale di disegni di Cantinet, che è uno di questi molti artisti di cui parlava già Giuseppe nella sua introduzione, e dimostra che ancora nell'Ottocento Roma era la meta che dovevi per forza raggiungere, includere nella tua carriera, forse anche come curriculum, ma soprattutto per la grande curiosità, e il fatto che lui fosse venuto anche senza un finanziamento dimostra quanto era importante questa tappa nella carriera di un artista, credo. E molto interessante che è così variegato il materiale, mi chiedo un sacco di cose, direi, soprattutto anche rispetto alla funzione di questi disegni e il tipo di scelte che faceva, che una volta in parte sembra siano stati comunque guidati o ispirati ai suoi maestri, eccetera, lo sguardo per questi cortili e l'interesse particolare, ma alcuni sono talmente precisi che sembrano legati già comunque a dei progetti o qualcosa di concreto, e altri potrebbero essere forse legati alla necessità di vivere anche, immagino, no? Perché sì, molti artisti, molti sappiamo dal 600 venivano qui e dovevano comunque mantenersi e cercarsi qualche modo per vivere. Esatto. E comunque abbiamo modo per discuterne di più alla fine della sessione, abbiamo deciso di raggruppare la decisione e fare tutto dopo il prossimo intervento, chiamerei quindi Sergio Pace. Inizio già a presentarlo. Sergio Pace è professore ordinario di storia dell'architettura nel Dipartimento di Architettura e Design nel Politecnico di Torino, dove insegna da molti anni e da alcuni anni come ordinario, ed è anche referente del rettore per i servizi bibliotecari, archivistici e museali. Si è laureato qui a Roma, alla Sapienza, con una tesi su Giuseppe Barberi, architetto romano, un architetto della seconda metà del Settecento, con Paolo Portoghesi, e poi ha fatto un dottorato in storia di architettura e urbanistica sugli edifici bancari in Italia fra 800 e 900 con il professore Carlo Olmo. Poi in seguito è stato anche visiting scholar presso il Centre d'études canadien d'architecture a Montréal, e poi dal 2002 mi pare è a Torino prima come professore associato e adesso ordinario. I suoi principali campi di interesse sono molto ampi, ha una grande quantità di pubblicazioni intorno all'architettura europea e alle città anche dell'Ottocento, anche la ricostruzione del dopoguerra e anche l'architettura industriale.
negli ultimi anni, e questo veniamo al tema anche di oggi, si occupa soprattutto della città di Nizza, dalla tarda età moderna fino ad oggi. Rinuncio alla citazione dei vari articoli e pubblicazioni perché già ci stiamo allungando troppo, e vi dico soltanto il titolo del suo intervento di oggi: Roma, Nizza, Roma, e nel frattempo Parigi. Il Grand Retour nei taccuini di viaggio di Paolo Emilio Barberi, emigré romano, architetto e pittore, 1829-39. Grazie mille, grazie per questa bellissima e generosa presentazione. Io volevo, se possibile, cominciare con, non l'ho mai fatto praticamente, ma questa volta forse è indispensabile, con una sorta di, come dire, percorso autobiografico, perché a lungo mi pare di essermi occupato dello stesso oggetto di studio e talvolta poi dopo una giornata di lavoro mi pareva di aver finalmente cambiato orizzonte, però poi presto mi rendevo conto che stavo soltanto girando intorno allo stesso argomento, forse persino involontariamente. E da qualche tempo, appunto, come l'ha ricordato, le mie ricerche sulla storia dell'architettura della città ottocentesca stanno esplorando quello che è accaduto a Nizza tra la seconda metà del Settecento e il 1860, cioè gli anni in cui i primi Vernon, questi villeggianti invernali giunti soprattutto dal Regno Unito, in quella che è ancora l'unica città marittima del Regno di Sardegna, scoprono gli effetti salutari di una vacanza sul Mediterraneo e contribuiscono in modo decisivo a trasformare una piccola città periferica e sonnacchiosa nella meta prediletta del jet set internazionale che conosciamo ancora oggi, così come sarà poi annessa all'impero francese nel 1860 dopo quasi 5 secoli di dominio della famiglia Savoia. Molti sono i protagonisti di questa fase di crescita, i turisti naturalmente, ma anche i proprietari, i politici, i commercianti, gli architetti, gli artisti che letteralmente ridisegnano il volto di questa piccola città costiera, peraltro con il consenso della Casa Reale, da Torino attentissima allo sviluppo soprattutto economico che tali trasformazioni possono comportare. Tra i tanti attori di una storia affascinante, ai miei occhi da qualche tempo fa è apparso il nome di un disegnatore, pittore e architetto che svolge ruoli importantissimi, molto noto a Nizza, poiché è autore del progetto, per esempio, della prima modestissima chiesa anglicana nel sobborgo della Croce di Marmo, quello alle spalle della Promenade des Anglais, appunto, prediletto dai turisti britannici, ma soprattutto autore di incisioni destinate a un pubblico di curiosi viaggiatori alla ricerca del colore locale, vedute della città, della sua costa e ritratti di nizzardi in costume da nizzardi. Il nome di questo politico personaggio nei documenti e nella scarsissima ma esistente bibliografia è Paul Émile, riportato come Paul Émile Barberi, con una S finale talvolta. Cioè un nome francese con un cognome di origine italiana, che è la cosa più comune da quelle parti. Dopo qualche passaggio inavvertito mi si accende un lume in fondo alla memoria e penso, ma guarda, questo Barberi si chiama Paul Émile e Paolo Emilio si chiamava il figlio di Giuseppe Barberi, architetto romano nato a Roma nel 1746 e morto nel 1809, come sappiamo prolifico disegnatore, sfortunato professionista, protagonista assoluto in realtà soprattutto della mia tesi di laurea, appunto quella diretta da Paolo Portoghesi nel lontanissimo 80-82. Mi sono chiesto, può essere mai una coincidenza fortuita? Indago meglio e ovviamente scopro che non lo è. Paul Émile Barberi, senza la S, altri non è che Paolo Emilio Barberi, uno dei figli di Giuseppe Barberi, giovane rivoluzionario filo francese agli anni della Repubblica Romana, costretto a fuggire verso la Francia assieme al padre e al fratello quando il progetto repubblicano fallisce. Evidentemente, con tutto il mio stupore, Paolo Emilio si separa dal padre e dai fratelli rimasti a Parigi per giungere nella tranquilla Nizza, all'epoca occupata dai francesi, poi ritornata al Regno di Sardegna senza colpo ferire. Così, in un mio personale quanto bizzarro Grand Tour, ho trovato a Nizza, passando da Torino, quello che avevo lasciato a Roma. Di Giuseppe Barberi si conosce abbastanza l'opera romana e nei dintorni di Roma, modesta in pietra, questo è aureolo romano, rigogliosissima in carta. Gli infiniti suoi schizzi sono abbastanza noti, così come i suoi passatempi stravaganti, come il leggendario, almeno per gli allievi di Portoghesi, Palazzo Reale in stile borrominesco, freneticamente disegnato nel
1996, ne fanno una figura malinconica quanto affascinante. Ma chi è stato però invece Paolo Emilio o Paul Émile Barberi? Di là da brevi cenni sparsi, di rado è stata tentata la ricostruzione della sua figura di architetto, pittore e disegnatore, o forse ancora meglio di imprenditore, attento alla costruzione dell'immagine di una città, Nizza appunto, che tra 700 e 800 sta scoprendo di essere non solo l'unico remoto porto marittimo della corona sabauda, ma anche e soprattutto un prodotto appetibile in un mercato in crescita. L'unico lavoro di buona ampiezza è un saggio pubblicato nel 97 su Nice Historique di Christian Borghese, storico locale nizzardo, che prova a mettere assieme i pezzi della sua biografia, la biografia di Barberi, riletta però soprattutto attraverso le testimonianze e i documenti appartenenti all'ultima parte della sua vita o prodotti dai suoi posteri. Certa è la sua data di nascita, 28 settembre del 75, figlio appunto di Giuseppe, Isabella Brecciardi e fratello di Scipione, Michelangelo, Francesco detto Checchino, Anna, Marianne e Teresa. Formatosi accanto al padre, ma anche accanto a un pittore accademico come Stefano Tofanelli, riceve un'educazione assolutamente convenzionale, ancora figlia delle culture figurative che, divise specularmente tra una Roma antica e una Roma moderna, Giovanni Paolo Pannini aveva messo in scena nelle sue celebri e magnifiche gallerie. Paolo Emilio è poco più che ventenne quando il vento rivoluzionario prende a soffiare sulla città del Papa, tanto da convincere all'adesione non solo lui e i fratelli, ma anche l'anziano genitore. Nel 1799 Giuseppe Barberi è costretto così a fuggire in Francia. Giacobino emigrante controvoglia. Il viaggio è faticoso, ha come compagni di viaggio personaggi più o meno illustri, tra cui Giuseppe Ceracchi e i fratelli Piranesi. L'architetto, tra l'altro, Giuseppe Barberi, è uscito da una vicenda giudiziaria poco chiara che l'ha costretto persino al carcere e ha con sé i propri figli Michelangelo e Francesco. Giacobini intemperantissimi, ma ha soprattutto con sé una cassa con più di 3.000 suoi disegni, tra cui quelli borromineschi. Una volta in Francia gli sono confiscati dalla dogana, tanto che mesi dopo sarà costretto a implorare Napoleone in persona per ottenerli indietro, ed è per questo che sappiamo di questo passaggio. Nella furia della partenza probabilmente ha immaginato che quello strano e ingombrante pattern book, diviso in 47 volumi rilegati, potrà essergli d'aiuto nella ricerca di incarichi a Parigi per farsi largo tra le dozzine di esuli italiani, spesso costretti a condizioni di vita dure. Quei medesimi fogli, che a Roma gli sono forse serviti da supporto per lezioni accademiche, diventano il brogliaccio del suo repertorio, la riserva del suo sapere d'architettura, il modo più facile per mostrare cosa gli sia possibile fare, probabilmente anche l'archivio della propria memoria. Oltre a ricevere modesti sussidi pubblici e a sottoscrivere appelli firmati insieme ad altri italiani per far valere la propria condizione di esuli rifugiati, forse Barberi fa quello che molti piranesiens français hanno fatto negli anni precedenti, cioè cercano lavoro come disegnatori di scenografie, di architetture effimere, di libri illustrati, di oggetti di arti decorative, alcuni insegnano. Barberi padre potrebbe aver fatto un po' tutte queste cose. Una strada non dissimile prende Paolo Emilio. Senza seguire il resto dei familiari a Parigi, attraverso un itinerario complesso che prevede Marsiglia, Tolone e Milano, il 28enne pittore e architetto raggiunge Nizza, dove nel 1803 fonda un'école gratuite de dessin linéaire pour les élèves des arts mécaniques. Questa è Nizza a inizio 800 e questa è una delle testimonianze di questa école. Chi sono gli élèves des arts mécaniques? Di artigiani per lo più, maestri di muro, fabbri, decoratori. L'idea si rivela vincente anche grazie a una determinazione forse inattesa da parte di uno straniero, per giunta esule. È solo il primo passo di una carriera che diventa presto luminosa, anche muovendo dalle conoscenze fatte grazie ai propri familiari di stanza a Parigi, di cui non esita a giovarsi, soprattutto le sorelle avevano fatto ottimi matrimoni, Parigi e Roma. Paolo Emilio riesce a diventare professore poi al Lycée Impérial della cittadina costiera appena pochi mesi prima del ritorno dell'intera contea alla corona sabauda. Forse anche in virtù delle difficoltà politiche che il passaggio delle consegne comporta,
nel 1816 rientra per qualche tempo a Roma, dove ha l'occasione di rivedere sua sorella, ma anche di conoscere Papa Pio VII, Chiaromonti, di cui probabilmente realizza un ritratto donato all'arcivescovado nizzardo in punto di morte. Questo ritratto è nel Museo Masséna attribuito ad anonimo, non so bene se sia il suo, se sia quello, ma potrebbe. Si tratta di un soggiorno breve, il ritorno a Nizza è nel marzo del 17 ed chiara l'intenzione di rimanervi. 20 giorni dopo sposa con matrimonio religioso Luisa Maria Reparata Leotardi di Boyon, che è proveniente dalla famiglia piemontese piuttosto benestante, già presa in moglie con rito civile qualche anno prima. È l'inizio di una nuova vita, ma anche la prosecuzione della vita precedente. L'insegnamento riprende con nuova energia, direttamente proporzionale ai progetti di rinnovamento e accrescimento che Nizza conosce dai primi anni '20, non solo come tessuto urbano, ma anche come scenario ideale di una sociabilità inedita, almeno a queste latitudini, che trova nella vacanza invernale la propria ragione d'essere e soprattutto, qui vedete il primo tracciato della Promenade des Anglais, nel passeggio ozioso il proprio momento fondativo. La comunità britannica, poi via via anche le altre comunità straniere, dai russi ai tedeschi, sono alla ricerca di un luogo fisico, reale, dove respirare aria salubre, riscaldarsi ai raggi del sole, prendere energetici bagni di mare, ma anche alla ricerca di un luogo mentale dove poter rifugiarsi una volta rientrati nelle proprie grigie residenze delle proprie grigie città di provenienza. Barberi e gli allievi della sua scuola, Trascel per esempio, Fricero, Bensa, tra gli altri, intercettano tale desiderio non solo formando artigiani che possono prevedere la decorazione delle case che sempre più lussuose cominciano a sorgere lungo la costa, ma anche creando una scuola di pittura di paesaggio che, di là dai caratteri e dalla qualità di ciascuno, pare interessata soprattutto alla ripetizione di cliché che possono rimanere impressi nella memoria fino a diventare luoghi comuni, frammenti della costruzione di un immaginario che, persino prima di essere materiale, è ideale, quasi metaforico. Così Paolo Emilio, in particolare, diventa una sorta di vero e proprio image maker della città, mai trascurando i propri committenti locali, per cui dipingerà e o disegnerà luoghi e opere di buon rilievo simbolico, certo memorabili come questa chiesa della Santa Trinità, oppure la statua di Re Carlo Felice al Porto. In particolare però conservano di Paolo Emilio un valore straordinario le sue due maggiori opere a stampa. La raccolta dei Costumes de Nice Maritime, pubblicata nel 1931, e soprattutto l'album ou Souvenir de la ville de Nice Maritime et de ses environs, sontuosamente pubblicato a Parigi nel 1934, che presto codificherà un canone figurativo della città e della sua linea di costa che sopravviverà al medesimo Barberi per resistere imperterrito, io credo, fino al XXI secolo, in pittura ma anche in fotografia, persino al cinema. Le immagini rimangono sostanzialmente le stesse. Artista di successo, acuto osservatore di una scena in rapida evoluzione, Paolo Emilio a Nizza rimane tutta la vita, non disdegnando tuttavia di concedersi qualche periodo di soggiorno nella capitale del regno, Torino, ma anche all'estero. Sempre potendo contare sui legami familiari mai recisi e sugli affetti di amici di lunga e lunghissima data, da Nizza l'antico emigré romano, ormai naturalizzato cittadino del Regno di Sardegna, nell'arco di 10 anni, tra il 29 e il 39, lascia almeno 2 volte la città, che l'ha visto affermarsi. Ne danno preziosa testimonianza 2 inediti diari di viaggio, conservati manoscritti nel patrimonio della biblioteca del Cavaliere Vittorio Ospedaliere di Cessole, oggi pubblica e custodita all'ultimo piano di Villa Masséna, proprio sulla Promenade des Anglais. Si tratta di 2 quadernetti rilegati di piccolo formato, manoscritti a penna con inchiostro bruno. Il primo, di 91 fogli, descrive un viaggio da Nizza a Parigi, svoltosi tra aprile e agosto del 29, mentre il secondo, di 25 fogli, è dedicato a un viaggio a Roma, svoltosi tra maggio e giugno del 39. Dalle sue annotazioni si ricostruiscono 2 itinerari accomunati dalla persistenza di molti ricordi personali, ma anche dalla curiosità di riscoprire 2 città capitali, entrambe appassionanti ai suoi occhi per quanto diversissime. A Parigi Paolo Emilio arriva il giorno 11 aprile del 29. Le prime emozioni arrivano già all'indomani con un viaggio in omnibus. Cito, vetture nelle quali vi conducono 18 persone dalla Place de la Bastille al Palais Royal. Passeggiando per il quartiere, inoltre, l'attraversamento dei passaggi vetrati, illuminati, affollati di pubblico, colmi di mercanzie,
proietta l'artista ottocentesco in un romanzo di Honoré de Balzac e il lettore novecentesco in una pagina di Walter Benjamin. Un'impressione che si rafforza qualche giorno dopo, quando ai giardini delle Tuileries Paolo-Émile ha la possibilità di constatare la convivenza di fogge e mode diverse, spesso mai viste, nell'abbigliamento dei passanti. Agli occhi attenti del visitatore meravigliato non sfugge la magnificenza dell'architettura, quella di nuova costruzione, certo, come la Bourse, però tuttavia giudicata meno affascinante, di quella meno recente, come il Pantheon, per il quale annota l'architettura di questa chiesa è bellissima, lo stile antico romano adattato ai tempi nostri. Stupore e meraviglia, tuttavia, sono persino più forti in altre occasioni, dove la novità lascia abbagliato lo spettatore. Barberi visita il Néo-Ramin, allestito da Jean-Pierre Allot nel 1837 sul Boulevard Bonneuvelle, e lo proietta. E questo Néo-Ramin lo proietta all'interno della Basilica di San Pietro a Roma. L'impressione è forte, il dispositivo raggiunge il proprio effetto in maniera sorprendente. Nello stesso spirito, sempre percorrendo le strade della capitale francese, senza mancare di visitare quasi nulla e concedendosi persino molte serie a teatro, lascia ammirato Paolo-Émile la vista al Conservatoire des Arts et Métiers, tempio della modernità, cito, dove si vede la meccanica a superlativo. Lo stupore dell'artista romano non è dovuto solo alle meraviglie della scienza e della tecnica, anche l'arte e l'architettura suscitano il suo interesse con costante intensità. Per esempio, viene colpito dalle dimensioni colossali del complesso degli Invalides e del Champ de Mars, dove ogni cosa pare oltre ogni rapporto di scala conosciuto, ma al tempo stesso elogia la qualità del Sacre di Carlo X di François Gérard, esposto per la prima volta nella Salle delle Tuileries e ritenuta da Paolo-Émile opera ingegnosissima, analoga al secolo. Peraltro, Paolo-Émile stesso tornerà poche settimane dopo nello studio dell'artista che era nato a Roma per ammirarvi molte altre opere, tra cui la colossale battaglia d'Austerlitz del 2 dicembre 1805, prima che questo altrettanto enorme quadro fosse sistemato nella Galleria delle Battaglie di Versailles per volere di Luigi Filippo. D'altra parte, un testimone straordinario di un'epoca forse ormai lontana desta ammirazione ma anche qualche considerazione malinconica. Con grande stupore dello stesso Paolo-Émile, la sera del 6 maggio a casa Barberi è invitato in compagnia della moglie Maria Malibran Gioacchino Rossini a cena. In questo caso l'ammirazione si confonde con una malinconia essenziale. Cito: Rossini è venuto grasso in modo che lo rende pigro nel muoversi, ciò che gli ha levato il tipico uomo di genio. Il viso rotondo con sottobarba, la bocca pendente dai lati non mi hanno soddisfatto, essendo cose da uomini pigri. Il giudizio severo sull'uomo tuttavia non impedirà a Paolo-Émile di rinunciare alla seconda rappresentazione del Guillaume Tell il successivo 4 agosto al Teatro dell'Académie Royale de Musique. Di là da questi incontri davvero eccezionali, questi sono gli abiti originali, i costumi originali per il Guillaume Tell. Di là da ogni incontro eccezionale, lungo tutto il diario di viaggio parigino rimane costante l'attenzione e spesso la fascinazione di Paolo-Émile nei confronti di una città grande, moderna, popolosa, sorprendente. Il 7 agosto, 2 giorni prima della partenza definitiva da Parigi, la vista delle Halles Centrales, animatissime, pochi anni prima dei provvedimenti del prefetto Rambuteau, quelli che le trasformeranno sostanzialmente, desta molta più curiosità della visita alla chiesa di Saint-Eustache, di cui si lasciano soltanto poche note. Un anno prima della rivoluzione di luglio, e torniamo così a Nizza, un anno prima della rivoluzione di luglio e dei cambiamenti radicali a cui lo Stato e la società francese assisteranno con l'avvento di Luigi Filippo, Parigi appare come una città in grande fermento culturale. A un artista che, pur nato a Roma e vissuto in molte altre città tra l'Italia e la Francia, da molti anni trascorre la propria vita personale e professionale in una piccola cittadina portuale del Regno di Sardegna. Nella capitale francese, però, Paolo-Émile riesce a vedere quel che i facoltosi Vernon stranieri a Nizza lasciavano solo sospettare: un'Europa cosmopolita che sta attraversando una fase di modernizzazione eccezionale. 10 anni dopo, da Nizza, Paolo-Émile parte per Roma, per quello che si trasformerà in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo. Nel 1939, quando quella stessa Europa sembra avviarsi a passi sempre più consistenti verso una nuova configurazione politica, sociale, culturale, il ritorno verso la terra natale diventa quasi una scommessa che rischia di diventare un confronto sanguinoso con il proprio passato, con le proprie radici, ma anche con un'intera civiltà di cui Roma è ancora negli anni 30 e l'800 l'emblema incontrastato.
In compagnia di alcuni nizzardi, tra cui il console di Roma a Nizza, Paolo Emilio lascia la città il 2 maggio del 39 sul battello a vapore denominato Romolo, diretto a Genova, dove è accolto da un antico suo allievo, Jean-Baptiste Véronique, naturalista e zoologo. Un'altra notte trascorre la traversata verso Livorno, dove arriva piuttosto tramortito dal viaggio anche a causa della scarsa familiarità con la navigazione e dello stomaco del console. Dopo un giorno di sosta finalmente si parte alla volta di Civitavecchia, dove arriva il giorno 7. La prima impressione, e qui sembrano parole molto più recenti, è tutt'altro che positiva, anche a causa di una serie di litigi con i vetturini disponibili. Cito: sbarcando in questa città ho come si riconosce l'essere indietro a varie altre nazioni. La mia è quella dove tutti comandano e nessuno obbedisce. Oh cara patria, quando sarai civilizzata? Si chiede Paolo Emilio nel 1839. Il commento è amaro, anche perché il viaggio segna a Roma il ritorno di un esule, rimasto lontano dalle sue terre natali fin dal 16, ma soprattutto memore della fatidica serata del settembre dell'anno 799, in realtà era l'ottobre, in cui ha dovuto abbandonare la propria città assieme al padre e al fratello. Così diventa quasi inevitabile, alla vista della cupola di San Pietro arrivando a Civitavecchia, commuoversi e letteralmente piangere di gioia. Ad attenderlo nella capitale dello Stato Pontificio il fratello Michelangelo, mosaicista ormai di fama, con i propri figli Achille, Augusto, Pietro ed Attico. Un pasticcio di maccheroni accompagnato da ottimo vino di Orvieto celebra l'evento. All'indomani dei festeggiamenti in famiglia, la domenica è destinata alla prima passeggiata fuori porta. Tivoli con colazione a Villa Adriana, completata alla visita delle rovine e soprattutto la visita alla grande cascata Nobba, a coronamento del grande parco voluto da Gregorio XVI e immaginato da Clemente Folchi, inaugurato nel 1935. Nel pomeriggio la compagnia visita Villa d'Este con i suoi giardini e gli affreschi e gli zuccheri. Cito: la Villa Adriana e questa sono delle due più belle epoche di Roma. Il 13 maggio Paolo Emilio si reca a San Pietro per ammirare l'apparato effimero disegnato da Giuseppe Valadier poco prima di morire in vista della canonizzazione di Sant'Alfonso Maria dei Liguori ed altri 4 santi. Il giorno seguente il programma di viaggio lo conduce invece in tutt'altro luogo, vale a dire a un ballo dato dalla principessa di Danimarca Wilhelmine Marie, sposa del principe ereditario, dunque destinata a essere regina se non avesse divorziato addirittura. Lontano dagli occhi della curia papalina, gli ospiti possono sfrenarsi nei balli più in voga. Si tratta di un soffio di mondanità. Il 16 maggio Paolo Emilio assiste in San Lorenzo di Lucina alle esequie solenni di Joseph Fesch, cardinale, fratello di Ramolino, quindi zio di Napoleone Bonaparte, grande diplomatico e straordinario collezionista d'arte. Le esequie si svolgono secondo un cerimoniale di strabiliante ricchezza, ancora legato alle tradizioni pontificie di età moderna. La presenza di 25 cardinali, la basilica illuminata da centinaia di candele risuona delle voci bianche dei castrati, che suscitano ammirazione perché sono rarissimi altrove, specialmente a Nizza in Francia. Dopo ancora alcune cene e alcune intrattenimenti sempre a casa della principessa di Danimarca, il giorno successivo è dedicato alla visita degli studi di 2 artisti piuttosto conosciuti all'epoca: Alessandro Castelli, vedutista che ha molto del Bussino, e soprattutto Vincenzo Camuccini, il cui vasto atelier è affollato di ogni tipo di opera d'arte, visitato dai più celebri artisti europei. Qui Paolo Emilio vede ancora incompiuto il quadro Furio Camillo libera la Roma dai Galli, eseguito su richiesta del suo re, cioè di Carlo Alberto, e oggi conservato a Genova al Palazzo Reale. Il giudizio non tanto del quadro in sé quanto dell'opera ultima di Camuccini e del neoclassicismo romano è tutt'altro che lusinghiero, quasi a sottolineare una fama certo indiscutibile ma ormai quasi irragionevole. In ogni caso, come al solito, Paolo Emilio nelle sue peregrinazioni romane pare combinare giudizi professionali assai tranchant con divagazioni assai più spensierate. La sera della visita da Camuccini c'è ancora un altro ballo al teatro Alibert con la principessa di Danimarca. Il 21 maggio è un altro giorno dedicato di grande emozioni dedicate al passato. Grazie a Michelangelo, Paolo Emilio prima si incontra con vari amici non visti da molto tempo e poi va all'Accademia di San Luca, dove ritrova il ritratto del padre Giuseppe, dipinto proprio da Stefano Toffanelli. Dopo questo doveroso omaggio è la volta di una visita canonica, il Campo Vaccino. Campo Vaccino verso il Tempio della Pace, la cui ricostruzione peraltro era stato morceau di réception accademico del padre.
L'impressione è sconvolgente, dall'ultima volta gli scavi hanno progredito molto, mettendo in luce altri tanti luoghi prima invisibili. Dopo alcuni giorni di incontri, visite con familiari vari, finalmente Paolo Emilio il 26 maggio è alla Basilica di San Pietro per la canonizzazione suddetta. La scenografia disegnata da Valadier in punto di morte è fastosa all'esterno, ma molto meschina, dice Paolo Emilio, all'interno, nonostante le migliaia di candelotti. Pochi giorni dopo, il 30 maggio, ancora si ritorna a San Pietro per la celebrazione del Corpus Domini, si riesce a passare per la chiesa della Trinità dei Pellegrini, dove ammira il Guido Reni, che a suo dire era stato modello, devo dire, come dire, povero Guido Reni, modello per la sua Trinità composta per la confraternita omonima a Nizza. Si va ancora a teatro, si riceve una gran bella soddisfazione perché si viene ammesso come professore onorario della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon, e il pittore Kaniewski, il pittore polacco Kaniewski, gli fa un ritratto per l'occasione. Un'ultima tappa è indispensabile: nella notte del 15 luglio e 16 anni prima la Basilica di San Paolo è stata distrutta, come sappiamo, da un incendio gravissimo. La sua ricostruzione durerà ancora 30 anni, la consacrazione sarà nel 54, quindi Paolo Emilio visita la chiesa ancora in costruzione e piuttosto paradossalmente non ne riporta alcuna impressione, come se, ed è davvero forse la conclusione emblematica del soggiorno romano, quel mondo fatto di ori, incensi, celebrazioni solenni, messe funebri, accademie impolverate, non ce ne voglia Francesco Moschino, e antichità eterne, ancorché magnifiche, avesse smesso di raccontare il presente, non riuscisse più a catturare lo sguardo. Così il ritorno a Roma di Paolo Emilio Barberi diventa un viaggio a ritroso nel tempo, dove gli affetti prevalgono sugli interessi. Abbraccia familiari, ritrova vecchi amici, riscopre artisti provenienti da un mondo che tuttavia non è più il suo, culturalmente e biograficamente. Il 9 giugno, domenica, lascia Roma, all'apparenza senza alcun rimpianto. Civitavecchia gli appare illuminata a festa e soprattutto indimenticabile è la traversata verso Livorno. La notte fu bellissima, il mare in calma, Veruno soffrì il mal di mare. Dopo l'obbligatoria tappa a Genova, l'arrivo a Nizza è alle 7 di sera del 14 giugno, chissà, magari in una magnifica serata di estate in anticipo. Barberi muore a Nizza il 3 febbraio del 47 ed è sepolto con tutti gli onori di un cittadino illustre, che a Roma non è mai più tornato. Grazie. Grazie di questo ricco intervento. Abbiamo due artisti praticamente contemporanei e due storie molto diverse, per un certo senso anche in contrario. Paul Emile Barberi si muove da Roma a Nizza, poi ritorna solo brevemente nella sua patria, e mentre prima avevamo molto materiale visuale e poche informazioni d'archivio, adesso abbiamo il contrario, abbiamo molto testo e poche opere, se ho capito bene, e entrambi comunque i viaggi o comunque questi viaggiatori rivelano molto sullo sguardo individuale e molto ma anche selettivo di ognuno che si trova in un luogo che non è il suo. Quindi ci sono sicuramente molte domande, abbiamo però deciso di fare prima la pausa caffè e poi fare il dibattito subito dopo la pausa, quindi invito, quanto abbiamo di intervallo? 20 minuti puntuali di nuovo qua. Grazie. Poi minacce. Allora, siccome abbiamo già un pochino sforato sul programma e dobbiamo anche ricordarci che ci sono una lunga serie di altri relatori dopo, facciamo un dibattito breve, però vorrei dare l'occasione al pubblico di porre delle domande o fare dei commenti riguardo ai primi due interventi della mattinata. C'è qualcuno che vuole iniziare? Ho un foglio di ghiaccio che stavo già chiedendo a Alessandro Cremona, perché ho guardato
molteplici disegni che avete presentato, che sono molto belli alcuni, ma ho notato che c'erano anche alcuni tecnici. Allora mi chiedevo che peso ha questa componente all'interno della produzione del corpus che voi avete più o meno messo insieme. Sì. Dunque, il disegno di studio tecnologico fa parte del gruppo dei elaborati grafici conservati da Getty, e quel gruppo e la raccolta di disegni è una raccolta molto eterogenea, quindi riflette poi alla fine quelli che sono i suoi interessi da studente, quindi elaborati che riguardano la progettazione, ma come in quel caso anche dei particolari. Quel tipo di interesse per la struttura poi lo abbiamo in parte ritrovato nei disegni invece romani, quindi lui forma una sorta di metodologia, quindi copiando dalle fonti più disparate, dai repertori, dai disegni vincitori dei diversi concorsi, e lui naturalmente poi li rielabora, li riassembla. Quindi sicuramente l'esperienza francese è stata fondamentale poi proprio per il viaggio a Roma, perché lui guarda con occhi di architetto francese quella che è la realtà romana. Il nostro interesse era pure capire quali sono stati i suoi riferimenti, quindi capire i suoi maestri, e sicuramente appunto noi abbiamo ipotizzato, comunque sia penso che sia una cosa abbastanza chiara, che Rondelet sia stato un riferimento importante per quanto riguarda proprio lo studio delle strutture. Posso aggiungere una cosa riguardo al corpus dei disegni romani, che appunto presentano questa varietà proprio di interesse che vanno dal rilievo puro classico, cioè geometrie, sezioni, prospetti, ma anche lo studio del dettaglio. Ci sono molte tavole anche, diciamo, meno forse interessanti dal punto di vista, come dice, pittorico, insomma, di presentazione estetica, che invece sono tutta un insieme, una sorta di repertori di dettagli. Per esempio alcuni disegni sul Palazzo della Cancelleria che rappresentavano al pari appunto degli interessi già messi in atto da Percier Fontaine, quindi non solo le architetture antiche, anzi nel corpus di Cantinè l'architettura antica è minoritaria, lo studio dell'architettura antica, mentre invece lo studio dell'architettura rinascimentale, cioè questa italomania come è stata definita da Philippe Garry, appunto sulla rilancio dell'architettura rinascimentale come modello della fase, diciamo, post-rivoluzionaria. E la cosa interessante è che proprio si vede che sono, diciamo, tavole di studio, perché Cantinè annota con profusione considerazioni, dettagli, descrizioni, cioè ci sono continuamente queste annotazioni, sono delle didascalie lunghissime, a volte nemmeno di facile comprensione del catalogo che abbiamo fatto. Purtroppo in alcuni casi abbiamo dovuto anche, diciamo, mettere i puntini, perché ovviamente è una scrittura corsiva, evidentemente fatta proprio per annotazione personale. Quindi c'è proprio questo metodo di vari approcci che arriva, diciamo prima, è stato un suggerimento molto interessante il fatto che alcune tavole prospettiche di vedute di cortili siano eseguite al tratto, probabilmente perché aveva forse idea di poterle anche utilizzare per incisioni poi da vendere in qualche modo, no? Se è vero che poi questi viaggiatori, artisti, soprattutto uno che veniva a sue spese, doveva anche mantenersi. Abbiamo però il sospetto che, appunto, figurando un Cantinè, ipotizzando che sia appunto il padre, un parente, fra i sottoscrittori del volume di Percier Fontaine, forse lui appartiene a una famiglia di fatto agiata e quindi si poteva permettere anche un viaggio in studio che comunque evidentemente era oneroso, insomma, sia per, diciamo, il mantenimento puro, sia per anche il sostentamento dal punto di vista dei materiali tecnici, cioè carte, matite, penne, eccetera, insomma tutto quello che serviva. La V, perché insomma molti disegni sono a monocroma, l'acquarello monocromo. Quindi immaginiamo che forse c'era anche questa possibilità. Per cui abbiamo, diciamo, in questo corpus romano tutte queste, diciamo, questi aspetti. L'aspetto tecnico è prevalente, ma c'è anche un aspetto di restituzione, quindi di studio di alcuni esempi che probabilmente potranno essere utili per la progettazione futura, ma di studio degli stili, di studio degli ordini,
ordini e poi di studio anche della resa, del rendering, diciamo, dell'architettonico, che sono per esempio appunto questi disegni prospettici. Non so se è sufficiente. Sì. No, questo infatti me lo stavo chiedendo anch'io, ma cioè, lo studio del dettaglio ovviamente uno se l'aspetterebbe, anche rientra perfettamente nello spirito anche ecletticista del periodo, eccetera. Ovviamente uno studio così approfondito, molto tecnico, molto dettagliato, io da non storica dell'architettura mi chiedo ma perché tutta questa fatica per un progetto o per una cosa che non si sa neanche se avrà un'utilità. Però, probabilmente poi era un'utilità di formazione. Infatti la cosa che noi ricercavamo era in un certo qual modo se trovavamo nella sua produzione in Francia dei riflessi poi di questa al momento no. Speriamo sempre che usciranno nuovi disegni. Appunto ti chiedevo più una curiosità, però siccome avete fatto risalire molte delle ispirazioni a Leroy e Società dei Dilettanti, che sono sur et revêt in base a quello, se ci sono dei disegni nel suo corpus delle antichità della costa orientale dell'Adriatico, perché quello è diciamo il nuovo viaggio verso la Grecia, parte proprio attraverso quelle zone là, quindi anche pensare a una cosa rivendibile dopo evidentemente si concentra su certi punti. Grecia, Roma, avete mostrato alcune cose dell'Italia meridionale, però vendibile, non vendibile, cos'è? E ovviamente il Mediterraneo all'epoca è molto più grande oramai nella produzione anche grafica degli architetti. Allora, questa della vendibilità è ovviamente un'ipotesi, però sui disegni romani. In realtà i disegni diciamo che vanno fuori Roma, e quindi comunque quelli delle antichità greche, che sono solo in Morea, quindi c'è riferimento diretto proprio con diciamo, il Peloponneso e quindi un ambito ben determinato. Tant'è vero che afferiscono a uno dei volumi della Società dei Dilettanti, specifico su Ranzomonte, su Eleusis, e gli altri sono tutti quanti diciamo sul Pestum sostanzialmente, a parte quegli esempi che abbiamo fatto vedere che però non sono proprio disegni ma sono riferimenti possibili biografici. Sulla parte della costa adriatica purtroppo no, non c'è nulla, tra l'altro mi interesserebbe per altri motivi identificativi di un dipinto, no, non l'ha fatti. Quindi noi riteniamo che in realtà appunto lui, questa è un'ipotesi, che alcune tavole potessero essere avviate a un'evoluzione incisoria. In realtà fondamentalmente è un corpus di studio molto dettagliato. Secondo noi i disegni tratti dalle antichità della scuola della Società dei Dilettanti sono disegni di studio, probabilmente suggeriti ed effettuati anche a Parigi durante la sua permanenza scolastica. E quindi tutto concorre appunto a un aspetto formativo complesso che va dallo studio dell'antichità, che è diciamo prevalentemente accademico, e un perfezionamento a Roma sulle architetture romane anche moderne. La cosa sorprendente è che mancano le chiese, nel corpus c'è solo, mi pare, la planimetria di Sant'Ino dei Bretosi. Non ci sono altre, che era un altro dei temi affrontato sia da Persier ma anche poi dalle Tavolini. Quelle mancano completamente, ma non è detto, perché appunto noi assistiamo anche al processo di acquisizione di questi corpus, di questi insiemi grafici, è un processo che va svelato, perché tutto parte da vendite all'asta, cioè sia quello che ha acquistato l'Istitut National d'Histoire de l'Art è una vendita a Million, che è la stessa in cui Antonacci ha comprato il pacchetto, diciamo, sui disegni romani. Non sappiamo quello del Getty, adesso meglio non lo ricordo, ma la provenienza è privata, quindi è probabile che gli eredi o chi avesse questi disegni piano piano abbia cominciato a rilasciare, diciamo, nel mercato, nel circuito e quindi anche nella conoscenza, fortunatamente, questo patrimonio. Al
presso appunto l'École Supérieure Nationale des Beaux-Arts ci sono dei disegni in cantiere, ma sono solo quelli che hanno vinto, sono rimasti agli atti perché hanno vinto un concorso oppure quello del Grand Prix, quello finale dell'École de Médecine. Quindi quelli erano gli unici noti fino a questo momento. Però ecco, riteniamo questo. Volevo dire soltanto secondo me, considerando poi che è stato allievo di Guyot, che è stato un infaticabile viaggiatore, io penso che molti disegni non sono stati scoperti oppure sono andati perduti, quindi questa secondo me è soltanto un po' la punta dell'iceberg, perché cioè, erano architetti che lavoravano quotidianamente, cioè il rilievo era veramente un esercizio quotidiano e quindi, ripeto, speriamo in nuove acquisizioni. Forse no. Giuseppe? Io volevo fare invece una domanda a Sergio, è più una curiosità, che in questo caso hai parlato dei tuoi viaggi di Barbieri a Roma e a Parigi e hai raccontato tutta questa, diciamo, viaggio attraverso i porti, che è una cosa molto importante perché in realtà gli spostamenti allora non avvenivano anche attraverso le strade, ma soprattutto questo itinerario che tu hai raccontato, io l'ho incontrato per esempio per il viaggio di Fontana che ha fatto nel nord Italia e ha passato gli stessi porti, cioè ha fatto Genova, Livorno e Civitavecchia. E ti volevo chiedere se in questi taccuini ci sono delle descrizioni di come arrivavano, come scendevano, come funzionavano questi porti o addirittura se c'era qualche disegno, perché in molti taccuini dei disegni si raccontano tutto, ci sono i rilievi di chiese e palazzi, però i porti che ne parlano poi un po', però non sono mai disegnati, ecco. Quindi... No, disegnati, questo è un cruccio di questi due taccuini. Paolo Emilio non disegna quasi nulla, in quello di Parigi c'è qualche piantina, ma una roba proprio minuscola, tantomeno i porti dove passa. Descrive l'attracco come avveniva? No, la descrizione no, sono, come dire, in questo caso probabilmente l'avrebbe anche descritto se fosse stato poco più, perché sono veramente degli appunti di viaggio, insomma, scritti molto frettolosamente. È molto attento effettivamente alle varie tappe, soprattutto mentre quello di Parigi comincia senza descrivere il viaggio intermedio che ci è restituito invece da un paio di lettere, e quello per Roma, la vicenda della navigazione più che del porto è molto attraente, questo lento avvicinarsi e d'altra parte questo allontanarsi è davvero vissuto come emblematica. Rimane il fatto che persino nelle logiche del Regno di Sardegna le questioni portuali sono assolutamente fondamentali in questi anni, perché attraverso questi porti passa qualsiasi cosa. Non si osserva mai abbastanza che la povera città di Nizza è stata, forse sarebbe stata candidata anche a qualche forma di miglioramento, incremento, tant'è vero che è Vittorio Veneto che fa il porto di Nizza. Certo, quando poi acquisiscono Genova, ovviamente Nizza non perde completamente il senso. La strada per giungere a Nizza da Torino era quasi complicata come è rimasta intatta ancora oggi, insomma, nessuno passava per la terra, erano posti soltanto raggiungibili via mare. Lui non li descrive, probabilmente ce ne sono altri che lo fanno. Quello che c'è abbastanza sui porti sono ancora le vedute, quello sì, le vedute non soltanto della Liguria ma anche dei porti a cavallo del Varo, sia la parte sarda sia la parte già francese tra Antibes, la minuscolissima Cannes, insomma Antibes e poi le città successive, quelle sono spesso oggetto di veduta. Anche il centro antico viene visto sempre spesso dal porto. Io un piccolo commento, mi è piaciuta la riflessione che hai fatto riguardo all'immaginario, cioè che lui in fondo, anche se ha vissuto una vita a Nizza, era comunque uno straniero là, no? E quindi è arrivato con un suo individuale sguardo che guarda bene la città, e le vedute sue e anche di altri artisti ovviamente rappresentano una visione particolare
particolare di questa città che a sua volta però influenza l'immaginario collettivo di un luogo, anche fuori dal luogo, anche tra le persone che non conoscono il luogo, e quindi questo l'ho trovato molto interessante. E mi chiedo invece un'altra cosa ancora, cioè questi taccuini mi sembrano interessanti dal punto di vista storico-culturale, diciamo, nel più ampio modo. E invece lui viene da un preciso contesto politico anche, ma questo impegno non lascia traccia? Assolutamente zero, direi assolutamente zero. Questo andrebbe ricostruito un po' meglio la sua biografia a Nizza. Lui davvero si rende conto, anche grazie a quelle considerazioni sull'immaginario, si rende conto di aver davanti un territorio assolutamente vergine, non soltanto dal punto di vista delle bellezze naturali, ma dal punto di vista culturale. Nizza era sostanzialmente una piazzaforte militare, come dire, devoluta alla flotta inglese che sostava nella baia di Francia. Tutto qui, per questo poi gli inglesi stavano lì, non è che avessero scoperto chissà che cosa. Lui si rende conto di questo dettaglio, si rende forse anche conto della distanza da Torino, cioè si rende conto di come si potesse fare una scuola quando rientra ma in realtà faceva parte del Dipartimento di Po anche sotto i francesi, quindi sempre Torino era il capoluogo. Si rende conto anche della possibilità di fare cose, di programmare, di insegnare, di come dire, avere delle strategie anche commerciali rispetto agli immaginari lontano dalla temperie accademica un po' severa, un po' imbalsamata dell'Accademia Albertina, che era troppo lontana, insomma, era troppo distante. Per questo credo che al di là proprio della qualità delle sue cose, non sono particolari, già quelle del padre non erano memorabili, quelle del figlio sono ancora meno memorabili, però devo dire sì, l'intuizione di avere sotto mano un prodotto letteralmente da rivendere è geniale e c'è riuscito, è assolutamente riuscito. La raccolta di quell'album che si conserva in più copie ancora oggi, quindi vuol dire stampata in tantissimi esemplari, è stupefacente. Un secolo dopo le cartoline sono assolutamente la stessa cosa, insomma, non cambia assolutamente nulla. Se non ci sono altre domande direi di passare oltre, perché se no non finiamo più. Grazie. Sono Arianna Carannante, una delle organizzatrici di questa edizione del Grand Tour del Terzo Millennio. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti al professor Moschini per averci dato la possibilità di fare questo evento in questa magnifica sede, al professor Giuseppe Bonaccorso, alle coordinatrici del Roma Art History Network, Arianna Varela Braga e Francesca Parilla. E ultimi ma non meno importanti, Jacopo Benincampi e Anna Sceinart per aver condiviso insieme questa esperienza. L'edizione del Grand Tour di quest'anno è dedicata ai riferimenti, le visioni e ai ritorni e ha come fulcro la città di Roma tra XVIII e XIX secolo. Il periodo in cui l'urbe rappresentava ancora un punto di riferimento principale per la formazione e il perfezionamento professionale di artisti e architetti. Non mi dilungo ulteriormente e con grande piacere introduco il primo relatore di questa sessione che è Teodoro Kutsogiannis, spero di aver pronunciato bene il cognome, che si è laureato in storia dell'arte e archeologia all'Università di Atene, dove ha conseguito anche nel 2008 il dottorato di ricerca, è autore di innumerevoli saggi e ha tenuto varie conferenze sulla storia dell'arte moderna, in particolare nella relazione tra Grecia, tra il mondo ellenico, diciamo, l'area ellenica e l'Italia. Attualmente dal 2009 è curatore della collezione d'arte del Parlamento ellenico di Atene. È stato oltre visiting professor in numerose università in Grecia. Il suo intervento è dal titolo Artisti greci a Roma nel primo Ottocento e l'importazione del neoclassicismo nell'arte greca. Lascio la parola a lui. Ricordo i 20 minuti per rimanere nei tempi,
per dare spazio magari a un dibattito successivo. Grazie per l'introduzione. Quando il bavarese Ottone giunse in Grecia nel 1833 come il suo primo re, trovò la città di Atene distrutta come tutto il resto del paese in seguito alla guerra di liberazione greca contro il dominio ottomano. La pretesa di libertà, basata sulla storicità della nazione greca, aveva trovato una positiva corrispondenza nell'Europa ellenica dell'illuminismo e del classicismo. Questa antica cultura era evidente grazie alle testimonianze materiali, come si vede qua, al cosiddetto Tempio di Teseo e sull'Acropoli in fondo. Le antichità greche, che avevano il ruolo di modelli per il neoclassicismo, erano riprese normalmente come modelli anche per gli edifici pubblici dello Stato greco moderno. Un esempio per tutti, il palazzo dorico costruito come casa reale fa riferimento al modello per excellence, il Partenone. Disegnato dall'architetto di corte di Monaco e di Baviera e decorato all'interno da pittori anch'essi bavaresi, con affreschi che presentano scene della guerra greca e eventi politici che hanno guidato verso la fondazione dello Stato greco. Seguendo il re tedesco, erano venuti nella nuova capitale Atene una serie di artisti provenienti dalla Germania, ma anche dall'Europa del Nord in generale, incaricati di commissioni statali per progetti monumentali, come qua a sinistra il monumento per i bavaresi morti a Nafplio, che in generale è ispirato al leone antico dell'isola di Ikea, ma ancora di più al leone di Lucerna in Svizzera, opera del Thorvaldsen. Principalmente erano arrivati ad Atene architetti che nell'Ottocento, dagli anni 30 in poi, disegnarono una serie di edifici statali in stile puro neoclassico, con riferimenti diretti ai monumenti antichi ateniesi. In questo modo l'arte greca moderna, abbandonando la tradizione post-bizantina, venne riorientata adottando modelli dell'Europa occidentale tramite il cosiddetto neoclassicismo ateniese, che però era limitato solo all'area della capitale e all'architettura pubblica. Come risultato, nella storiografia dell'arte greca moderna si è consolidata la falsa opinione che il neoclassicismo sia da datarsi in Grecia dopo la fondazione dello Stato greco moderno nel 1830 e addirittura che fosse dovuto all'influsso tedesco. Anche se ci limitiamo all'architettura pubblica, osserviamo che gli edifici e i monumenti neoclassici nei territori greci vengono costruiti per la prima volta non in Atene, ma nelle 7 isole, nell'Eptaneso, e questo già dai primi decenni dell'Ottocento. Le 7 isole, infatti, essendo sempre state in stretti rapporti con l'Europa occidentale, grazie al lungo dominio veneziano, erano culturalmente molto più avanti rispetto alla Grecia sottoposta alla dominazione ottomana. Nelle 7 isole, sia i francesi sia gli inglesi, che governano dopo i veneziani nel primo Ottocento, costruirono edifici statali in stile neoclassico, cioè nello stile usato al tempo nell'architettura pubblica di tutta Europa. Lasciando da parte gli artisti stranieri, proveremo qua a dimostrare che l'importazione del neoclassicismo nell'arte greca moderna avvenne già dagli inizi dell'Ottocento e entro la prima metà del secolo e fu dovuta all'influsso artistico e culturale di Roma. L'ipotesi che qui si propone è che l'arte neoclassica fu trasmessa in Grecia grazie a una serie di artisti greci importanti che avevano studiato a Roma e poi avevano lavorato o nelle 7 isole già dall'inizio dell'Ottocento o in Atene dagli anni 30 in poi, dove riproposero i modelli neoclassici che avevano adottato durante il loro periodo romano. Il primo a introdurre il neoclassicismo nell'arte greca in generale fu Paolo Brossalenti, scultore da Corfù, personalità artistica importante per vari aspetti. Brossalenti soggiornò a Roma tra il 1803 e il 6, studiando all'Accademia di San Luca con Antonio Canova. Tornato a Corfù, aprì una scuola d'arte privata dove successivamente si formarono i più importanti artisti delle 7 isole. Il busto di Platone, tappa fondamentale per la scultura greca moderna, può essere considerato il suo primo esemplare. Lo stesso Brossalenti ha coscienza di questa importanza. Nella firma a fianco dichiara orgogliosamente che questa è la prima opera scultorea a Corfù. L'opera può essere considerata come un capolavoro del neoclassicismo greco, equilibrato e severo, anche all'antica, coerente col soggetto rappresentato. Questo carattere è dovuto ai modelli romani dell'artista. In particolare sembra che Brossalenti si sia ispirato al Giove Capitolino, precisamente la versione di Orticoli. Venuto alla luce negli scavi in Umbria nel 1781, fu interpretato inizialmente come testa colossale di filosofo. Perciò Brossalenti, per scolpire il busto dell'archetipo del filosofo greco, si ispirò all'emblematico busto romano.
Rosalenti crea una serie di busti, soprattutto su commissione di nobili inglesi a Corfù, come guai governatori Thomas Maitland e Frederick Adam. Lo stile richieggiante, specialmente il busto in marmo a destra, carattere costante di tutta la sua opera, fa riferimento anche alle opere antiche romane. Rosalenti era assolutamente al passo coi tempi del neoclassicismo europeo del primo Ottocento e dei suoi artisti pionieri, come dimostra nell'uso di motivi comuni, per esempio il genio col leone a sinistra, in una composizione che anticipa una simile eseguita da Thorvaldsen a destra. Rosalenti era impegnato con alcune importanti commissioni statali, come gli emblemi delle 7 isole che coronano il palazzo del governo a Corfù. I rilievi con le personificazioni delle isole fanno riferimento a modelli antichi, sia autentici sia inventati all'antica. Tutte le caratteristiche della sua arte convergono in modo rappresentativo nella sua opera più monumentale, la statua colossale del governatore inglese Frederick Adam. La statua è il frutto del periodo maturo di Rosalenti, che riesce in questo caso a modellare in bronzo un'opera decisamente ambiziosa, presentato in poche parole un antico romano in toga. E senza dubbio, anche qui è ovvia l'origine romana della sua formazione artistica e la cura precisamente per i modelli neoclassici. Rosalenti è ispirato in generale alla statua di Pollemia a Padova, opera del suo maestro Canova. Rosalenti fu insomma uno scultore completo, capace di lavorare sia nel rilievo che nella statuaria, sia su piccola scala che su grandi composizioni, utilizzando sia il marmo che il bronzo. In tutte le sue opere Rosalenti offre un classicismo puro e maturo. Un artista greco molto poco conosciuto, anche a causa della sua morte prematura a soli 38 anni, fu Gerassimo Pizzamano. Uomo dai molti talenti, soprattutto attivo come pittore e architetto, si occupò inoltre di incisione, antiquaria e teoria dell'arte. Pizzamano venne alla città interna nel 1809 durante il dominio francese nelle 7 isole come borsista all'Accademia francese a Roma e l'unico greco presso Villa Medici. Parallelamente egli ha rapporti con l'Accademia di San Luca. Questa relazione è documentata dal suo diploma come membro onorario firmato da Antonio Canova nel 1812. L'anno successivo ottiene anche il titolo di membro dell'Accademia di Archeologia al Capitolio e fa un viaggio di formazione per tutta l'Italia. Nel 1814 si trasferisce a Parigi, dove studia architettura al Politecnico, ma alla fine del 15 ritorna a Roma, sempre a Villa Medici, dove rimane per tutto l'anno 1816. Nel 17 torna in patria nelle 7 isole, che ormai da 2 anni si trovano sotto il dominio britannico. Pizzamano si stabilisce nella capitale Corfù, dove dipinse ritratti dei nobili sia locali sia inglesi. Poi, non riuscendo a intraprendere la carriera desiderata, si trasferisce a Costantinopoli e in Russia. Lì, nel 1823, si ammala e morirà 2 anni più tardi. Il soggiorno romano di Pizzamano è sicuramente il suo periodo più ambizioso. Oltre alla pittura e all'architettura, nel 1816 Pizzamano crea una serie di calcografie disegnando i soggetti che poi vengono incise da artisti italiani. Primo esempio, il ritratto di Giovanni Capodistria, nobile di Corfù, ministro degli affari esteri della Russia e dal 1828 primo governatore dello Stato greco autonomo. Pizzamano presenta il suo amico Capodistria in forma di busto marmoreo all'antica con caratteri idealizzati. Nello stesso anno Pizzamano crea altre 3 composizioni per conto del governo delle 7 isole. Prima una rappresentazione allegorica dello Stato ionico, piena di simbolismi, spiegata sotto con didascalia analitica. La personificazione del paese come donna seminuda eroica scrive leggi su una tavola appoggiata sull'arcata di una nave antica e su uno scudo con gli emblemi delle isole. Al centro vari simboli, nella base un leone protopaico, mentre a destra un giovane alato nudo sul tipo del genio identificato come demone della Grecia. Dalle varie versioni si conclude che Pizzamano deriva la sua arte iconograficamente, sia per la composizione sia per le figure e i simboli, da modelli neoclassici romani, così come sono rappresentati da sculture originali o di Thorvaldsen qua o di Canova. Dunque Pizzamano segue gli artisti pionieri del neoclassicismo romano e prova a introdurli
in tempo reale nelle 7 isole. Nello stesso anno presenta anche in incisione un'altra composizione ufficiale che con solo gli emblemi delle 7 isole. Si tratta di rappresentazioni allegoriche di 2 facce sul tipo delle monete antiche, mentre al centro domina l'allegoria della Gran Bretagna. Il classicismo di Pizzamano qua riprende modelli antichi autentici. La documentazione emerge con certezza dall'artista e viaggiatore inglese Hugh William Williams. Nell'edizione dei suoi viaggi in Italia, in Grecia e nelle isole Ioliche, Williams riferisce che aveva visitato Pizzamano a Roma nel 1816 e che aveva preso la copia di un disegno dei suoi emblemi con cui è illustrato il suo libro a destra. Inoltre, lo stesso Williams documenta un'altra opera ufficiale di Pizzamano, commissionata dal conte inglese Guilford per l'Università Ionica. Questa composizione ha una duplice importanza nell'arte greca moderna, sia per l'incisione sia per l'architettura. Mentre in tutte le altre calcografie Pizzamano si occupa solo di disegnare le composizioni che vengono poi incise da altri artisti a Roma, in questo caso egli crea sia il disegno sia l'incisione, come dichiarato nella sua firma. Dunque Pizzamano può essere considerato il primo noto incisore greco riguardo all'iconografia secolare. Per l'arte architettonica pure, questa pianta ha valore unico. È il primo disegno noto di un architetto greco moderno. Alla fine il progetto di Pizzamano non fu realizzato, ma questa opera romana da sola, per l'originalità della composizione architettonica e per il fatto di essere addirittura pubblicata come incisione, è un'opera chiave per l'arte greca moderna. Un dato ulteriore da considerare per il nostro tema riguarda la lingua usata da Pizzamano. A parte l'epigrafe dedicatoria in latino sotto, le didascalie sono in italiano come pure il titolo sopra. Dunque, sebbene l'opera sia pensata per il governo inglese, Pizzamano usa costantemente la lingua italiana. Questo è documentato anche in un album di opere pittoriche nel contesto del Grand Tour. Tra marzo e maggio del 1818 Pizzamano viaggia per tutta la Grecia, prefigurando a matita e ad acquerello più di 200 soggetti, progettando probabilmente un'edizione. Vediamo indicativamente certi esempi ateniesi. 2 categorie iconografiche lo interessano principalmente: le figure umane con i loro vestiti tradizionali e monumenti, soprattutto l'antichità. Già la tecnica dell'acquerello che Pizzamano usa in modo sistematico è da sola una innovazione per l'arte greca dell'epoca. In tutti questi fogli Pizzamano fa le sue annotazioni in italiano. Per esempio qua rappresenta 2 contadini di Atene i quali conservano i loro vestiti antichi, secondo la didascalia. L'approccio della civiltà materiale in Grecia sperimentato da Pizzamano è quello del viaggiatore europeo, classicista ma al contempo romantico, che vuole ritrovare nella Grecia del suo tempo la continuità con la Grecia antica. Questa intenzione si conferma anche dai dipinti di Pizzamano dell'antichità. Per esempio, la raffigurazione dell'ordine corinzio nel Tempio di Giove in Atene può essere confrontata con analoghe in Roma provenienti da antiquari europei. Lo stesso vale per la rappresentazione del Partenone che Pizzamano presenta nella tradizione delle rovine. È simile in generale ad altre rappresentazioni pittoriche del monumento eseguite da gran turisti europei come il già ricordato William Williams. A Corfù Pizzamano insegna architettura e nel 1820 pubblica il suo saggio di architettura civile. Pizzamano tratta in generale delle arti visive e specialmente dell'architettura, riflettendo le teorie del neoclassicismo, in particolare quelle del suo maestro Jean-Nicolas Louis Diran e quelle di Francesco Milizia. Questa edizione di Pizzamano, seppure scritta in italiano, rappresenta un testo innovativo per la letteratura greca. È praticamente il primo saggio sulle arti visive scritto da un greco di età moderna. Insomma, Pizzamano, un classicista puro, formatosi nell'ambiente artistico di Roma, con le sue opere conservate, poche ma innovative e importanti, rappresenta per l'arte greca moderna un homo universalis che si occupa di tutta la cultura visiva. Un altro artista etanesio che si era occupato in modo sistematico di architettura e del quale non si restano solo disegni ma anche edifici costruiti è Giovanni Chronis da Corfù. Chronis, come maggiore architetto nelle 7 isole a metà 800, ebbe l'incarico di disegnare la sede del Parlamento ionico.
Si recò in Italia per studi sistematici, inizialmente alla Scuola di Arti Decorative a Venezia, poi all'Accademia di San Luca a Roma. Già prima della metà dell'Ottocento costruisse 2 edifici importanti a Corfù, uno dei 2 era il Palazzo Qua della nobile famiglia Capodistria. A Roma Chronis aveva studiato tra il 1825 e il 30 architettura e restauro di monumenti. Tornando a Corfù, insegnò architettura e più tardi pubblicò in greco un manuale di architettura civile. Gli edifici di Chronis seguono un stile classico nel senso ampio, non necessariamente neoclassico puro. In ogni caso, la composizione delle facciate da lui progettate e l'uso sicuro dei vari ordini, come qua nella banca ionica, lo caratterizzano come un architetto con educazione solida e senso artistico, frutto della sua formazione presso l'Accademia di San Luca. Questi 3 edifici importanti, intorno alla metà dell'Ottocento, lo confermano come architetto neoclassico greco, presenza significativa per l'arte greca moderna in generale. Il gruppo di artisti neoclassici nelle isole ioniche si completa con il pittore minore Dionisio Vellas. Vellas studiò a Corfù con Paolo Borsalenti e poi a Roma all'Accademia di San Luca tra il 1835 e il 39. Non si conservano molte delle sue opere, quelle note che si avvicinano a uno stile neoclassico tardo, come qua la Danae, appartengono alla seconda metà dell'Ottocento. Certe sue opere però del primo Ottocento, come qua il ritratto del suo vicino nobile Marino Vellas, lo confermano come un pittore capace, seguace del classicismo in generale. Insomma, tutti questi 4 artisti nelle 7 isole che hanno studiato a Roma, lo scultore Borsalenti, il pittore Vellas, l'architetto Chronis e l'artista con molteplici attività a Pizzamano, documentano senza alcun dubbio che il neoclassicismo fu importato nei territori greci via Roma. Passiamo ora alla greca continentale e agli artisti greci che con le loro opere hanno introdotto nell'arte greca un neoclassicismo in ritardo. Anche in questo caso si nota che quelli che creano opere neoclassiche prima della metà dell'Ottocento o poco dopo, nella Grecia libera e in particolare nella capitale Atene, hanno studiato a Roma. Il primo caso è quello di Lissandros Kaftazoglou. Viene a Roma nel 1824 per studi all'Accademia di San Luca, dove rimane fino al 1936. I grandi edifici che ha costruito in Atene nella seconda metà dell'Ottocento lo qualificano come uno dei più importanti architetti greci dell'età moderna. Kaftazoglou è sicuramente il più puro classicista, il più importante anche rispetto ai vari architetti stranieri che hanno disegnato l'Atene neoclassica e i suoi edifici. Kaftazoglou si stabilisce permanentemente in Atene nel 1843, anno in cui è impegnato con la direzione del Politecnico, fino al 62. La sede del Politecnico, che egli stesso aveva disegnato, costituisce un capolavoro del cosiddetto neoclassicismo ateniese. In qualità di direttore, Kaftazoglou riformò gli studi verso una direzione più artistica. Egli stesso, dal punto di vista teorico, era seguace delle idee di Francesco Milizia. Nel suo periodo romano si conservano alcuni progetti architettonici di alta qualità artistica, come la proposta qua per l'ospedale che nel 1830 vinse un premio all'Accademia di San Luca. Questo progetto ricorda più in generale i complessi romani delle terme, per esempio le terme di Diocleziano, con una chiesa al centro. Una pianta ancora più complessa è quella che Kaftazoglou presentò nel 1834 per il progetto di un'università con cui fu premiato all'Accademia di Milano. La proposta venne pubblicata con spiegazione analitica. Disegni di questo genere furono presentati da Kaftazoglou in Grecia alla fine del 1838. Precisamente in Atene Kaftazoglou provò a fare carriera presentando una serie di suoi disegni architettonici da Roma che mise in mostra nel cosiddetto antico tempio del Teseo. Tra gli altri progetti presentò un tempio qua che dimostra la sua attrazione per il motivo del Pantheon romano. Il disegno della mostra di Atene, che venne maggiormente discusso nei giornali dell'epoca, fu la proposta di Kaftazoglou per un monumento dedicato agli eroi della rivoluzione greca nella forma di una rotonda dorica, cioè a pianta centrale, ispirata anche da modelli antichi come il Tholos. Questi progetti da Kaftazoglou non furono costruiti perché gli architetti dell'Europa del Nord attivi in Atene non lasciavano spazio di attività ai greci.
Essi testimoniano però l'attività di un architetto molto capace, con una formazione severa basata sul neoclassicismo romano. Il rappresentante del neoclassicismo greco nella pittura, un genere artistico che non ebbe particolari sviluppi in Grecia, fu Filippo Margaritis. Studiò a Roma come borsista dello Stato greco nell'Accademia di Belle Arti tra il 1832 e il 1837. Documento raro del suo periodo romano, il presente disegno di un ritratto papale. Dopo il suo soggiorno romano si stabilì in Atene e tra il 1842 e il 62 insegnò come professore alla Scuola delle Belle Arti. Margaritis ha dipinto ritratti tondi degli eroi della rivoluzione greca come decorazione pittorica nel Palazzo Reale, dunque prese parte al primo grande progetto del neoclassicismo ateniese, unico greco tra gli artisti bavaresi. Margaritis, già prima della metà del secolo, aveva dipinto anche opere mobili che costituiscono i primi e praticamente gli unici esempi puri della pittura neoclassica greca. Scene mitologiche con raffinate figure femminili di bellezza ideale, come qua la poetessa Safo e la musa Efterpe, lo qualificano come pittore seguace di uno stile neoclassico raffinato. Alla fine, uno dei più importanti scultori greci dell'Ottocento, Giovanni Kossos, anch'egli formatosi a Roma. Kossos all'inizio aveva studiato presso la Scuola di Belle Arti in Atene e dal 1849 venne a Roma per 4 anni di studi all'Accademia di San Luca come borsista dello Stato greco. Nel 1955 fece ritorno ad Atene dove aprì uno studio di scultura dei più produttivi. Nei busti come questo del primo governatore della Grecia scolpisse le caratteristiche della persona con linee chiare e un po' in modo ideale e anticheggiante. In altre sue opere, come qua figure femminili allegoriche, l'idealismo è ancora più forte e i riferimenti ai modelli antichi sono più ovvi. Come risultato, Kossos stabilisse uno stile neoclassico maturo. Certo, Kossos si formò artisticamente a Roma relativamente tardi e creò sculture nell'Ottocento avanzando, però certe sue opere, come qua Amore e Psiche, eseguite già nel primo decennio dopo la metà del secolo, lo qualificano come scultore neoclassico di alto livello. E in comparazione ad altri scultori greci, Kossos fu sicuramente il primo a introdurre il neoclassicismo in Atene. In conclusione, abbiamo visto che nelle 7 isole certi artisti significativi, dopo aver condotto studi sistematici a Roma, importano il neoclassicismo in tutte le arti e in generale nella cultura visiva. Il collegamento con i modelli antichi, che è sempre un desideratum per la cultura greca moderna in generale, ha riorientato l'arte greca sottraendola alla tradizione post-bizantina e orientale e volgendola verso l'Europa. E questo accade per la prima volta nelle isole ioniche all'inizio dell'Ottocento, prima ancora di avvenire ad Atene dagli anni 30 in poi sotto l'influsso di artisti stranieri. Il neoclassicismo nelle 7 isole anticipa quello di Atene di quasi 3 decenni. Inoltre abbiamo visto che anche per Atene i rappresentanti greci del neoclassicismo nella prima metà dell'Ottocento si formano a Roma. Dunque, anche tramite questa via, il neoclassicismo nell'arte greca in generale proviene dalla città eterna. Nel complesso, gli artisti greci, sia nelle 7 isole, sia quelli attivi in Atene, che abbiamo esaminato, costituiscono i migliori rappresentanti del neoclassicismo greco. La loro opera dimostra l'influsso di Roma come capitale artistica dell'Europa fino all'Ottocento. E se da un lato i gran turisti europei del neoclassicismo cercano modelli antichi in Italia e Grecia, i greci neoclassici cercano proprio a Roma i loro modelli artistici, confermando il loro grand tour in senso inverso. Fu dunque Roma e non l'Europa del Nord l'origine, fu Roma la metropoli artistica di riferimento per l'arte greca neoclassica del primo Ottocento, che diede vita a una relazione costante, produttiva e benefica. Grazie molto. Grazie Teodoro Puzzoianis per questo interessantissimo intervento, soprattutto per quanto riguarda questo gran tour inverso di cui ha parlato, che è molto interessante. Poi ci sono una serie di temi che però approfondiremo successivamente nel dibattito. Intanto invito Federica Maruro, che è dottoranda di ricerca presso l'Università Federico II di Napoli, in cotutela con l'Università di Delft,
si occupa di temi che riguardano il rapporto tra il patrimonio costruito e il paesaggio extraurbano, è autore di alcune pubblicazioni su questi temi e oggi ci presenterà appunto relativamente a questo tema un intervento dal titolo Di ritorno dal Poli de Rome, l'influenza dei pensionnaires sulla cultura della conservazione nei Paesi Bassi. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio per l'introduzione. Allora, il mio contributo di oggi è volto ad approfondire quello che è l'esperienza del viaggio di studio a Roma dei pensioneri olandesi e in particolar modo degli architetti nella prima metà dell'Ottocento e questo studio fa parte, diciamo, di un più ampio approfondimento che è relativo a quella che diciamo, è volto ad indagare quella che è l'influenza che questi personaggi hanno avuto sull'allora nascente cultura della conservazione nei Paesi Bassi. A tal proposito vorrei precisare che nel corso della presentazione si parla per semplicità di Paesi Bassi, sebbene comunque tale denominazione entra ufficialmente in vigore solo a partire dal 1815, mentre gli attuali confini nazionali vanno ad essere definiti solo dopo l'indipendenza del Belgio nel 1831. Ebbene, il Prix de Rome olandese rappresenta una delle innovazioni apportate dalla dominazione francese nei Paesi Bassi all'interno di una più ampia riforma culturale, data la carenza riscontrata da Luigi Bonaparte nel campo delle arti e in particolar modo dell'architettura. Tale rinnovamento mirò ad investire in primo luogo l'offerta formativa, che fino a quel momento era affidata a scuole di disegno su scala locale. Necessaria era dunque l'introduzione di nuove istituzioni, anzitutto di un'accademia, concepita sull'esempio dell'École spéciale d'architecture francese. E così come appunto per il modello francese, il Prix de Rome avrebbe dovuto rappresentare il coronamento del percorso accademico. Nella variante olandese il soggiorno all'estero della durata complessiva di 4 anni va però ad essere scomposto in una prima fase biennale a Parigi, preparatoria rispetto all'effettivo soggiorno nella capitale nei 2 anni successivi. Tuttavia la breve durata della dominazione francese nei Paesi Bassi andrà a minare l'effettiva implementazione di questo programma. Di fatto Luigi Bonaparte non riuscirà a istituire l'Accademia, ma avvierà esclusivamente il Prix de Rome. Di conseguenza la stessa selezione degli allievi meritevoli fu per buona parte affidata al suo gusto personale o comunque dei suoi collaboratori. Ciò nonostante l'innesco di tale ampio rinnovamento fu colto e portato avanti da Guglielmo I, suo successore al trono dei Paesi Bassi. Quest'ultimo infatti riuscì nell'istituzione dell'Accademia di Amsterdam e portò avanti la pratica del pensionato romano, anche se con alcune modifiche. In particolar modo il regolamento del 1817 stabilì che il concorso per la selezione degli allievi meritevoli avvenisse solo ogni 2 anni e solamente in una delle 4 categorie, quindi pittura, scultura, incisione e architettura. Di conseguenza 1 o massimo 2 architetti nell'arco di 10 anni avevano la possibilità di fare il viaggio a Roma. Il numero degli architetti quindi coinvolti nel Prix de Rome ottocentesco è di conseguenza abbastanza esiguo e a seguito dei 3 pensionnaires di Luigi Bonaparte, ovvero Jan de Graeff, Zeger Reyers e Jan David Zocher, partiti tra il 1808 e il 1809, solamente gli architetti Johannes Craner e Anthony Willem van Damme riusciranno ad aggiudicarsi il premio rispettivamente nel 1827 e nel 1837. A seguito poi quindi della rivolta belga del 31 e all'abdicazione di Guglielmo I nel 1840, lo scenario politico cambia considerevolmente e la politica di promozione delle arti della prima metà del secolo subirà una lunga battuta d'arresto, tant'è che il Prix de Rome verrà interrotto nel 1851 e il successivo architetto a fare il viaggio romano sarà Bucher solamente nell'anno 1900. Ciò nonostante appare comunque interessante il contributo che tali architetti hanno offerto, nonostante appunto le suddette difficoltà, nel campo dell'architettura una volta tornati in patria, con alcuni spunti significativi in merito all'influenza che essi hanno avuto sulla cultura della conservazione dei monumenti nazionali.
Ai fini della presente trattazione, il soggiorno parigino dei pensioneri olandesi rappresenta una tappa decisiva, poiché è lì che si concretizza il primo avvicinamento al patrimonio romano, soprattutto attraverso l'esperienza che i giovani architetti faranno negli atelier di personaggi del calibro di Percier, Le Bas o Labrouste. Quando quindi nel 1808 De Graeff e Reyers arrivano a Parigi, seguiti poco dopo da Zocher, ai 3 studenti che godono dello stato speciale di pensionnaire di Luigi Bonaparte viene data la possibilità di immettersi nel sistema educativo francese. In primis quindi i corsi all'École Spéciale, in cui lo studio degli ordini e delle proporzioni dell'architettura antica, in particolare quella romana del periodo imperiale e di riflesso quella rinascimentale, hanno un ruolo prioritario. Il bagaglio teorico è poi supportato da quello che è diciamo, il necessario studio individuale, per il quale i 3 allievi dispongono di una ben fornita biblioteca. Infine il praticantato presso uno degli atelier libre parigini costituiva il completamento del percorso formativo per quel che riguardava le competenze più squisitamente progettuali. A tal proposito, la scelta iniziale di Brisson-Mirbel in qualità di supervisore dei pensioneri olandesi a Parigi, poi successivamente sostituito da Claude Thienon, ricade sull'atelier di Charles Percier, ma data l'indisponibilità di quest'ultimo sarà effettivamente Hippolyte Le Bas a fare da tutore ai 3 allievi, pur sotto la supervisione di Percier. Quando ricevette i 3 pensioneri olandesi, Le Bas era appena rientrato dal lungo viaggio in Italia, durante il quale ha modo di collezionare un ricco portfolio di disegni relativi a edifici antichi e rinascimentali. Seguendo quindi lo stesso metodo appreso quando era allievo di Percier, Le Bas istruì i 3 allievi olandesi attraverso l'esercizio di copia dei propri disegni. Sebbene non si sia conservato nulla di tali lavori, né tantomeno dei 4 envoi che i pensioneri olandesi avevano l'obbligo di inviare in patria ogni anno, le comunicazioni tra Thienon e l'allora direttore generale per le belle arti, Johan Merman, danno prova di tale pratica. In effetti i disegni rappresentanti frammenti nel giardino di Doria Pamphili o all'interno di Villa Albani, descritti nelle lettere e attribuiti rispettivamente a Reyers e Zocher, sembrano essere copie di analoghe rappresentazioni realizzate da Le Bas. E accanto a questo anche le raffigurazioni presenti nelle pubblicazioni dell'epoca sembrano essere state di riferimento, e questo ad esempio è il caso della raffigurazione riguardante il teatro di Marcello di Pitrou, che potrebbe essere stata ispirata alla ricostruzione realizzata da Vaudoyer nel 1786 e allora disponibile nella collezione dell'École Spéciale. Compare qui la figura di Pitrou poiché egli fu inizialmente selezionato come architetto per il Prix insieme a De Graeff e Reyers, ma a seguito della sua richiesta di passare alla sezione di pittura paesaggistica, egli verrà quindi successivamente sostituito da Zocher. Per quel che riguarda invece le attività svolte da De Graeff, nulla è emerso dalle fonti scritte, sebbene egli era considerato da Thienon come il più meritevole di fare il viaggio in Italia, tant'è che prima di partire per Roma fu richiamato in patria dallo stesso Luigi Bonaparte per il progetto di un arsenale ad Amsterdam. Per quel che riguarda i pensioneri di Guglielmo I, va anzitutto premesso che nel 1817 va ad essere istituito con decreto regio un sistema educativo nazionale, all'apice del quale vanno ad essere poste le accademie di Amsterdam e di Anversa. Di conseguenza il Prix de Rome, bandito per la prima volta nella categoria architettura nel 1827, diviene effettivamente la tappa conclusiva di un percorso accademico strutturato. In effetti l'architetto Johannes Kraner, che si aggiudica il primo posto nella competizione del 27, si era formato all'Accademia di Amsterdam e, così come si evince dal progetto realizzato per la selezione, in particolare dal sapiente utilizzo degli elementi classici nonché dalla padronanza nel disegno, egli non necessitava di quel lungo training parigino affrontato dai predecessori. Di conseguenza la sua permanenza nella capitale francese, di cui si conservano scarse testimonianze, fu ridotta ad un periodo di pochi mesi, prima e dopo il suo soggiorno a Roma. Estremamente fruttuosa è invece l'esperienza parigina di Anthony Willem van Damme, l'architetto che si aggiudicò il successivo Prix de Rome nel 1837. Egli soggiornerà a Parigi per un periodo di 2 anni, dove estremamente decisivo sarà il contatto maturato durante il praticantato all'atelier di Henri Labrouste. A costituire oggetto di forte influenza su Van Damme è anzitutto l'interesse di Labrouste per uno studio dell'architettura storica che andasse oltre i modelli dell'antico e rinascimentali.
E così come si evince dagli stessi disegni realizzati durante il suo viaggio in Italia come vincitore del Prix de Rome francese, la Proust guarda all'architettura medievale di Firenze, agli esempi dell'architettura romana preimperiale, ma anche ai templi greci di Pessum o della Sicilia. Di conseguenza questa apertura a nuove fonti di ispirazione condurrà al superamento di quel modo di concepire l'architettura antico come modello senza tempo, avulso dal contesto storico, sociale e ambientale. Contesto che invece assume un'importanza decisiva per la Proust e che influenzerà di riflesso Van Damme, il quale già a partire dal soggiorno parigino inizia a guardare e a notare attraverso il disegno dettagli di architettura gotica, come nel caso degli schizzi delle chiese di Notre Dame, Saint-Germain e Saint-Denis. Ciononostante, l'Envoi realizzato da Van Damme da Parigi nel 1838 e relativo a un progetto per un teatro ancora denuncia l'adesione alla tradizione classicista, probabilmente anche per la necessità di incontrare il gusto dell'Accademia di Amsterdam. Concluso quindi il training parigino, gli allievi olandesi poterono proseguire il proprio viaggio di studi verso la città eterna. Quando De Graeff e Reijers arrivano a Roma nell'estate del 1811, seguiti a breve distanza da Zocher, i tre studenti sono accolti a Villa Medici, sotto la supervisione di Guillaume Lethier, allora direttore dell'Accademia di Francia a Roma. Anche in questo caso di questo soggiorno si sono conservate pochissime tracce e nessuno degli envoi prodotti, ma dalle direttive inviate nel 1811 dal ministro degli interni francese a Lethier, perché nel 1811 il Regno d'Olanda da Stato satellite viene effettivamente annesso all'interno dell'impero, quindi da questa comunicazione sappiamo che i tre pensioneri olandesi avrebbero dovuto attenersi alle stesse regole ed obblighi dei loro colleghi francesi, pur se con i dovuti adeguamenti, data la minore durata della loro permanenza a Roma. Secondo quindi quella che era la prassi vigente per il pensionato francese, anche gli allievi olandesi dovettero dedicare una parte consistente delle loro attività al rilievo delle antichità romane, così come avvenne anche per un altro pensionero, ovvero François Tillmans-Suisse, il quale però, proveniente dai Paesi Bassi meridionali, quindi l'odierno Belgio, che furono annessi all'impero francese nel 1795, si formò già a partire dal 1806 da cittadino francese all'École Spéciale, vincendo nel 1812 il Prix de Rome francese. A seguito della caduta dell'impero e trovandosi ancora a Roma, Suisse chiede a Guglielmo I affinché quest'ultimo potesse finanziare l'ultima parte del suo soggiorno. Divenne quindi uno dei suoi pensionnaires e una volta tornato in patria ricevette l'incarico di direttore della neonata Accademia di Amsterdam, incarico che si concluse a seguito della rivolta belga per l'indipendenza. L'unica testimonianza concreta lasciata dal soggiorno romano dei pensioneri di Luigi Bonaparte è costituita però da 4 acquerelli realizzati da Zocher, per i quali è però possibile stabilire con buona approssimazione che non si trattasse di lavori ufficiali, data la rappresentazione prospettica adoperata, la raffigurazione di persone e infine la mancata rispondenza in alcuni casi al dato reale, tutti i requisiti primari per gli envoi ufficiali. Anche in questo caso, così come si sottolineava nel dibattito precedente, è stato ipotizzato che si trattasse appunto di disegni realizzati per poi essere venduti sul posto. Ancora più scarse sono poi le notizie riguardo la permanenza a Roma di Cranmer. Sappiamo però con certezza che egli vi rimase per 2 anni, ma che non soggiornò a Villa Medici, anche se mantenne contatti con i colleghi francesi. Infine, l'esperienza di Van Damme ancora una volta si differenzia da quella dei suoi predecessori. Per quest'ultimo quindi il soggiorno romano rappresenta solo una tappa all'interno di un più ampio viaggio in Italia. Quindi a seguito di alcune tappe nel nord Italia, tra cui Milano e in Toscana, in particolare a Firenze, Van Damme giunse a Roma nel 1840, dove si dedica in maniera prioritaria allo studio dei resti dell'antichità, anche attraverso l'esercizio di copia a partire da disegni realizzati da colleghi francesi, così come si evince da alcune rappresentazioni del Tempio di Vesta, del Pantheon o del Teatro di Marcello. Accanto a ciò, nel corso della sua permanenza a Roma, la sua attenzione è rivolta anche ad architetture di altri periodi storici, così come si evince da una serie di 7 disegni raffiguranti il chiostro medievale di San Giovanni in Laterano.
Oltre alla scelta dei soggetti, l'influenza dell'insegnamento di Labrouste emerge anche dall'uso sapiente della tecnica rappresentativa, particolarmente attenta alla resa di materiali e trattamenti superficiali. Il soggiorno di Van Damme a Roma si conclude però dopo soli 5 mesi, un tempo notevolmente inferiore rispetto ai colleghi che l'avevano preceduto. E il desiderio di osservare da vicino l'architettura greca lo spinsero infatti nei dintorni di Napoli, in particolar modo a Pompei, che egli credeva essere greca, dove trascorse ben 4 mesi, per poi concludere il suo viaggio ad Atene. Il viaggio di Van Damme rappresenta l'esperienza che possiamo dire conclusiva della politica di promozione culturale che interessò i Paesi Bassi nella prima metà del XIX secolo. La stagione successiva è caratterizzata da una generale insoddisfazione riguardo gli esiti dell'esperienza del PRI da parte del nuovo scenario politico e la competizione inizia a perdere di prestigio agli occhi della nuova generazione di architetti. Situazione che condurrà all'interruzione del Gran Premio nel 1851. Ciò nonostante appare evidente il contributo che i pensionnaires diedero nel campo dell'architettura una volta tornati in patria, e questo è il caso dei 3 architetti di Luigi Bonaparte che a seguito del loro ritorno tra il 1812 e il 1813 conseguirono una carriera di successo nel regno di Guglielmo I, al servizio dello Stato prima e come architetti delle città di Amsterdam e Den Haag poi, nel caso rispettivamente di De Graeff e Reyers. Per quel che riguarda Zocher, egli seguì invece la strada paterna, conseguendo una lunga carriera da architetto paesaggista. Il progetto che meglio esemplifica il livello raggiunto attraverso l'esperienza del pensionato è tra l'altro un intervento su una preesistenza, ovvero l'ampliamento della seicentesca riserva di caccia di Soesdijk, realizzato tra il 1815 e il 1821, in cui tutti e 3 furono coinvolti, De Graeff come architetto, Reyers come ispettore e Zocher come garden designer. Attraverso il progetto l'edificio preesistente va ad essere mantenuto come parte centrale, affiancando però su entrambi i lati un colonnato a profilo curvo. La scelta di reintonacare l'intero complesso denuncia però la volontà di celare la transizione tra antico e nuovo. Anche Craner fu coinvolto a partire dal 1884 in diverse commesse statali e fu autore di molteplici progetti per la città di Den Haag, che però molto spesso rimasero su carta. È però senza dubbio la figura di Van Damme che diede il contributo più rilevante al dibattito teorico sull'architettura, manifestando tra l'altro una spiccata sensibilità per la tutela e la conservazione dei monumenti nazionali. A seguito del suo ritorno in patria, Van Damme stringe rapporti con altri 2 architetti, entrambi reduci da viaggi in Europa, ovvero Egidius Heinix e Isaac Varsnik, con i quali condivideva l'insoddisfazione nei confronti del livello in cui versava l'architettura olandese. In particolare, una delle principali mancanze che viene riscontrata è l'assenza di un adeguato insegnamento della storia dell'architettura. Per tale motivo i 3 indirizzano una lettera nel dicembre del 1941 al Ministro degli Interni, nella quale si propone l'introduzione di 4 architetti al corpo docenti della già esistente Accademia Militare di Breda. Accanto a ciò, Van Damme e i suoi colleghi esprimono la necessità di un coinvolgimento da parte del governo nella protezione dell'architettura storica e in particolare degli edifici pubblici, a mezzo di una commissione che potesse valutare progetti di restauro e trasformazione. Sebbene tale proposta non verrà ascoltata nell'immediato, i 3 proseguono comunque nella loro battaglia, in particolare attraverso il loro coinvolgimento attivo nella Società per la promozione dell'architettura, istituita nel 1842. In particolare Van Damme fu a capo della redazione di Baukundige Beidragen, ovvero il giornale attraverso il quale la società svolse attività di divulgazione nel campo della teoria e storia dell'architettura. Sulle pagine di tale rivista comparvero però numerosi contributi relativi appunto alla storia dell'architettura nazionale, così come interventi di critica rispetto a interventi di restauro in corso. E significativo è che uno di questi interventi, a firma dello stesso Van Damme, compare già nel primo numero della rivista nel 1843. Nell'articolo relativo ai recenti restauri della Nieuwe Kerk di Amsterdam, Van Damme si scaglia contro la scelta di intonacare l'edificio religioso, guastando così la vecchia bellezza con i selvaggi fronzoli della gioventù, nonché
nonché l'armonia della scena urbana di cui l'edificio era parte. Tali considerazioni sono poi supportate da più pratiche argomentazioni in merito alla scarsa durabilità e dannosità dell'intonacatura come metodo di riparazione di facciate in muratura faccia vista, che quindi davano solo un'illusione di economicità. Accanto a ciò, da alcuni suggerimenti dati all'interno dell'articolo emerge chiaramente l'idea di Van Damme per un buon restauro, ovvero quell'insieme di azioni volte a riparare così che la vecchia immagine sia recuperata il più possibile, obiettivo che poteva essere raggiunto solo a seguito di un'approfondita conoscenza dell'edificio, ottenibile anche attraverso una lettura comparata rispetto ad altri edifici analoghi per stile ed epoca di costruzione. Attraverso tale rivista la Società per la promozione dell'architettura e i suoi esponenti di punta raggiungono un discreto successo per la loro attività di promozione e divulgazione, peraltro portata avanti anche attraverso l'avvio di una serie specificatamente dedicata alla documentazione di vecchi edifici esistenti, all'interno della quale ancora una volta trovano spazio la documentazione di attività di restauro in corso o appena concluse. In conclusione, quindi, è possibile affermare che, benché non completamente compresi dalla società loro contemporanea, gli architetti olandesi coinvolti nel Prix de Rome ottocentesco hanno offerto il proprio apporto per un avanzamento nel campo dell'architettura, contribuendo a realizzare quello che era l'obiettivo di Luigi Napoleone, poi abbracciato da Guglielmo I, di elevare lo stato dell'architettura olandese. Tuttavia sarà Anthony Willem van Damme a dare un'influenza più profonda sugli aspetti teorici della disciplina, inclusi alcuni spunti innovativi sulla conservazione e la protezione dei monumenti nazionali. Quindi con circa 30 anni di anticipo rispetto al famoso articolo di protesta di Victor de Stuers del 1873, che avrebbe portato all'istituzione della prima commissione statale per la conoscenza e la protezione degli edifici storici olandesi, appunto istituita nel 75, Van Damme si fa portavoce della necessità di introdurre una simile commissione e di stimolare il coinvolgimento del governo in tali questioni. Quindi, in conclusione, in questo quindi le idee di Van Damme riflettono fortemente la prospettiva che attraverso il filtro francese egli matura durante l'esperienza del Prix de Rome. Ciononostante, gli esiti di questa prima lettura critica della letteratura esistente ancora presentano alcune zone d'ombra, in particolare in relazione all'effettiva sinergia che dovette instaurarsi con l'antico e per cui Roma rappresentò un riferimento primario, lacune che appunto si auspica di colmare con future ricerche e rinvenimenti. Grazie. Nei Paesi Bassi e anche trovo molto interessante il tema della nascita appunto, che conosciamo abbastanza bene, però anche nei Paesi Bassi relativo alla nascita appunto della tutela, le prime istanze di conservazione legate alla nascita della disciplina della storia dell'architettura, quindi la conoscenza del patrimonio. Quindi è interessante vedere anche in Olanda, diciamo, questo e come Roma poteva essere poi il punto di riferimento, l'inizio, diciamo, di questo tipo di discorso. Invito Theodor Zoyanis e soprattutto apro il dibattito. Se qualcuno nel pubblico è interessato appunto a porgere delle domande ai due nostri relatori, saremmo interessati a fare un breve dibattito perché siamo un po' stretti di tempo. Posso chiedere una cosa, una precisazione. Dopo la caduta dell'impero francese, questi pensionnaires che vengono a Roma, che non sono più a Villa Medici, conservano legami con Villa Medici e come si fa l'inserimento nella città? Voglio dire, c'è un raggruppamento, una embrione, diciamo, di accademia olandese a Roma o no? Dopo la caduta dell'impero francese effettivamente i pensioneri non risiedono più a Villa Medici e probabilmente anche in relazione all'istituzione di una propria accademia di Amsterdam è un po' come se questo cordone vada ad essere tagliato. Ciò nonostante comunque dalle fonti emerge comunque un costante riferimento e un costante contatto con i colleghi francesi, ma non c'è più un legame di tipo istituzionale
con appunto l'Accademia di Francia. Io volevo sempre chiedere relativamente a Villa Medici, perché si parlava, parlando degli artisti greci, segnalavi il fatto che eri l'unico che aveva risieduto proprio a Villa Medici, e quindi mi chiedevo, gli altri artisti greci generalmente avevano delle comunità di riferimento a Roma, degli spazi dove si incontravano? Il punto di riferimento era qua, l'Accademia di San Luca. Lui, Pizzamano, era l'unico che fa Villa Medici durante il breve dominio francese nelle 7 isole, ecco il caso. I think it's also possible to make questions in English if you want. Ricomincio. Questi che sono il greco e gli olandesi partecipano a questi inviti dei pensionnaires francesi che dovevano fare delle copie delle opere antiche per mandarli in Francia. Sì, nel caso dei pensioneri olandesi il regolamento e del 1808 e del 1817 poi sotto Guglielmo I prevede l'invio degli envoi, quindi analogamente al sistema francese sono appunto 4 opere annuali, di cui 3 appunto di rilievo dell'antico e una relativa ad un progetto originale. Mentre questo Gerasim Pizzamano non è un pensionario ordinario dell'Accademia Villa Medici, è un caso unico e lo lasciano fuori del programma a fare il suo, e ecco che è allegato pure lui con l'Accademia di San Luca qua. Poi va a Parigi per un solo anno nel 1814, però poi cade anche il dominio francese alle 7 isole e si interrompe la relazione con la Villa Medici. Non ci sono altre domande, ringrazio i relatori per essere intervenuti, ci rivediamo qui alle 2 per la ripresa dei lavori.